Se un giorno mi vedrai vecchio, se mi sporco quando mangio e non riesco a vestirmi, abbi pazienza. Ricorda il tempo che ho trascorso ad insegnartelo. Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose, non mi interrompere, ascoltami. Quando eri piccolo dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia finché non ti addormentavi. Quando non voglio lavarmi, non biasimarmi, non farmi vergognare. Ricordati quando dovevo correrti dietro inventando delle scuse perché non volevi fare il bagno. Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dammi il tempo necessario e non guardarmi con quel sorrisetto ironico. Ho avuto tutta la pazienza per insegnarti l'ABC. Quando ad un certo punto non riesco a ricordare o perdo il filo del discorso, dammi il tempo necessario per ricordare e se non riesco non ti innervosire. La cosa più importante non è quello che dico, ma il mio bisogno di essere con te, di averti lì che mi ascolti. Quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo passo, non trattarmi come fossi un peso. Vieni verso di me con le tue mani forti, nello stesso modo con cui l'ho fatto io con te quando muovevi i tuoi primi passi. Quando dico che vorrei essere morto, non arrabbiarti. Un giorno comprenderai che cosa mi spinge a dirlo. Cerca di capire che alla mia età non si vive, si sopravvive. Un giorno scoprirai che nonostante i miei errori ho sempre voluto il meglio per te, che ho tentato di spianarti la strada. Dammi un po' del tuo tempo, dammi un po' della tua pazienza, dammi una spalla su cui poggiare la testa allo stesso modo in cui io l'ho fatto per te. Aiutami a camminare. Aiutami a finire i miei giorni con amore e pazienza. In cambio, io ti darò un sorriso e l'immenso amore che ho sempre avuto per te. Ti amo, figlio mio. Ho scelto questa poesia perché questa settimana, qualche giorno fa, c'è stata la giornata mondiale dell'Alzheimer. È facile parlarne quel giorno e poi dimenticare. Voi sapete invece che a me piace ricordare quando si cala il sipario e non ci ricordiamo più di queste persone meravigliose che sono i nostri padri, i nostri nonni, che ci hanno fatto crescere così forti, così bravi, con la schiena dritta. E ci dimentichiamo di avere la pazienza, l'onestà, la bontà di ascoltarli, l'umiltà. Loro invece ce l'hanno avuta con noi non ce l'abbiamo più. Quante persone sento tutte le mattine che chiamano disperate nella solitudine più totali. Nel 2023, gente veramente diversamente giovane, come li chiamo io, ma con un sorriso sempre, con poco, loro li vedi sorridere che vengono al banco solidale a chiederti pacchetto di caffè, come vi racconto, farsi la spesa, anche socializzare un pochino. Quel signore che è venuto mercoledì, un signore molto colto, faceva una vita molto bella, viveva in America e adesso nessuno lo guarda più, anzi mi fa piacere avere anche Claudia Tronchin che presento questa mattina, che è vicepresidente del Consiglio Comunale a Treviso. Buongiorno una donna che è sempre stata nel territorio, che sa di cosa sta parlando la Mirella. Certo. Saluto anche il dottor Sergio Rosato, esperto di politica del lavoro. Buongiorno dottor Rosato, grazie anche a lei di essere qui, soprattutto perché questa mattina vorrei ricordare la storia. La storia sono i nostri diversamente giovani che hanno lavorato tanto, faticato tanto, che non avevano gli strumenti che hanno adesso ci si stanca con poco. Pensate quanto lavoro duro, quante schiene io vedo anche nelle RSA, dottor Rosato,
curve piegate dal lavoro che hanno fatto in tanti anni, un lavoro sempre sottopagato, mai retribuito, poveretti con delle pensioni da fame. Com'è la situazione, dottor Rosato? Adesso le rispondo, però le volevo anche dire, io mi sto occupando di Alzheimer come Lions internazionale e proprio ieri sono stato a Rimini a un meeting sulla disabilità. Se vuole posso portare un contributo anche di informazione, poi veda lei. Sì, prego, dottor Rosato, mi fa piacere, l'ho invitata apposta. Allora, guardi, noi abbiamo i Lions, come lei sa, sono una grande organizzazione internazionale di service per l'umanità. L'Alzheimer è una delle tematiche che stiamo affrontando, soprattutto in Veneto, perché abbiamo fatto uno studio dove sostanzialmente viene fuori che c'è una sottovalutazione del problema dall'opinione pubblica, eccetera, più che altro una rimozione, e nessuno si rende conto che, considerando non soltanto la particolarità della malattia, ma soprattutto cosa andiamo incontro con l'invecchiamento della popolazione. Noi avremo numeri spaventosi di anziani soli, senza assistenza domiciliare, costretti a vivere a volte una situazione. Quindi la cosa che stiamo portando avanti è quella di aiutare molto i caregiver, cioè gli assistenti, quelli che assicurano l'assistenza domiciliare. Ma queste persone non lo possono fare senza servizi esterni molto efficienti. Abbiamo una possibilità di fare veramente pressioni sulle istituzioni, perché con la crisi della sanità non si vada a scapito soprattutto di questi servizi essenziali per le famiglie di chi deve assistere un malato, e che, come lei diceva, che anche crea una situazione non soltanto di disagio, ma a volte di dramma per tutta la famiglia. Grazie, dottor Rosato. Claudia Tronchin, come commentiamo queste parole del dottor Rosato? Ecco, la società, ecco, la comunità che deve far scudo, perché sono delle fragilità. Noi dobbiamo proteggere queste fragilità. Se non ci arriva la politica, deve arrivarci per forza il mondo del volontariato e del sociale. Prego. Certo, purtroppo c'è bisogno di infermieri. Io vedo anche, ad esempio, l'ISRA, che ogni tanto ci confrontiamo con i vari dati, c'è proprio bisogno di infermieri, mancano assistenti domiciliari, cioè mancano proprio le forze lavoro che servono per aiutare questi diversamente fragili. L'Alzheimer purtroppo è anche, succede anche a persone giovani. Appena mi è successo, ad esempio, un mio conoscente che ha avuto l'Alzheimer precoce, come si dice, vero dottore? Alzheimer precoce, sì. A 60 anni, appena andato in pensione, e la famiglia purtroppo si trova questo macigno e non sa come comportarsi. Secondo me bisogna anche informare le persone cosa può succedere di tutti questi mali dell'invecchiamento, però bisogna anche prevenire, sì, è una bella cosa la prevenzione, per far sì che appunto ci siano meno malati nel futuro. Niente, è un grande problema l'Alzheimer, come altre malattie dell'invecchiamento. Ma non è, Claudia, che forse queste persone sono diventate un peso per tante famiglie? Perché i figli ormai hanno la loro vita, la loro storia. Io l'altro giorno mi ha chiamato Wanda da Marghera e ho cercato anche di aiutare. Più di 80 anni, il marito 86-87, allettato, lei non ce la fa più, i figli lavorano, ma lei veramente fisicamente non riesce più a gestire questa situazione. Ma non ci sono strutture che la accolgono. Io ho provato anche a informarmi indirettamente, perché non sono una familiare, perciò c'è la privacy. Ma non c'è, ci sono delle liste d'attesa pazzesche. Allora, invece di investire su cose che non servono a niente, a nessuno, su un cemento che non si sa perché, quale business ci sia sotto, perché sono molto concentrati sul cemento e su dell'edilizia. L'edilizia sì, ma quella che serve. Servono queste strutture, servono queste strutture. Cosa dice, dottor Rosato? Non solo non ci sono posti, ma poi sono malati molto difficili.
e quindi non li sono accettati, e poi le rette sono altissime, le famiglie non se le possono permettere, anche se c'è il contributo della regione eccetera, ma copre una minima parte. Pensi che è stato calcolato che per un malato di Alzheimer la spesa tra quello che la famiglia spende e il mancato introito, perché molti devono smettere di lavorare eccetera, si aggira sui 70.000 euro all'anno. Pensi, è una cosa assolutamente inconcepibile. E però tutte quelle volte che si parla dell'Alzheimer, lei come vede anche adesso che c'è un pochino più di comunicazione, se ne parla in maniera romantica, il sorriso che aiuta, sì, sono cose importanti che aiutano eccetera, ma quello che soprattutto bisogna fare adesso, come diceva prima la dottoressa, una campagna di informazione e formazione per le famiglie. Noi abbiamo fatto 10 corsi come Lions, 1000 famiglie hanno partecipato, oltretutto poi le famiglie entrano in rete tra di loro, si scambiano informazioni, si aiutano e poi oltretutto segnalano i problemi reali all'attualità, perché oltretutto non ci sono nemmeno dati. I dati sono ovviamente riservati, quelli raccolti dalla sanità, però i dati reali di quali sono i servizi mancanti eccetera. Ha fatto bene anche a dare dei numeri, perché sono molto importanti i numeri che fanno capire quanto lavoro c'è da fare, ma anche in fretta, perché c'è una popolazione che sta invecchiando, ecco, con malattie anche precoci che prima non c'erano, e questo dovrebbe far pensare la politica, che non ci si può concentrare solo sugli immigrati, sull'immigrazione. Ci sono delle realtà che vanno affrontate, da qua non si scappa, non c'è niente da fare. Ecco, stanno passando il cerino, mentre le realtà che abbiamo sono diverse, e penso che sia ora che qualcuno si muova in maniera molto più celere. Abbiamo Rinaldo da Venezia, ti ho fatto aspettare Rinaldo, ma era giusto dare spazio anche agli ospiti, prego. Non importa. Ascoltami, intanto benvenuti ai tuoi ospiti. E quello che viene da Chiaia, da ricordarti che noi altri anziani siamo al passato, siamo le radici dell'albero. Dunque, ad ascoltarmi gli altri per andare avanti, i giovani. Vi auguro ai giovani, chi dà di fortuna deve diventare vecchi, perché è una fortuna deve diventare vecchi. E dopo non siamo un peso, perché abbiamo tante robe da insegnarvi e il mondo è nato sotto le nostre conoscenze, quello che abbiamo fatto noi altri, che dobbiamo lasciare come eredità ai giovani. Dopo i giovani da divertirsi, da sbagliare, da imparare, tutto quello che ti vuoi. Però devo anche fuori per l'Alzheimer. E gente come uno con l'Alzheimer che viene da ridere perché fa gesti, fa robe che non va a fare. Però l'Alzheimer è una malattia che viene da stare zio alla famiglia, perché la famiglia è morta senza, solo perché per stare zio, per curarlo, per stare attenti che non faccia brutte robe. E ora è politica, non interessa niente, perché si dà una persona anziana, va bene, con l'Alzheimer, gli dai soldi per mettere non una persona, 3 accanto, ma la povera gente non va niente, è un altro discorso. E chissà cosa aveva fatto Lynch, va bene? Adesso Lynch, io devo guardare meglio, perché viviamo troppo, care pensione, perché una volta la mortalità era la pensione data alla mortalità, 65 anni, adesso viviamo di più, uno viene in pensione a 60, adesso che ne era 80, siccome i contributi erano un'altra cosa, vabbè. E invece cerca di creare delle pensioni per chi vive troppo, perché queste robe che Dio fa, è vergognoso, e gli altri italiani, specialmente veneti, perché per l'Italia non mi interessa niente, ma siamo veneti, dovremmo svegliarci perché ne conta quello che vuoi, non vede medici, non vede ospedali, non vede niente, ti danno a fare una visita, se non ti dai i soldi non vede niente da fare. Va bene, adesso grazie, buongiorno. Grazie al nostro Rinaldo, abbiamo sentito le riflessioni, allora andiamo a Venezia, andiamo a vedere questo, minacce al padre, andiamo a sentire.
Ha picchiato il padre e minacciato i vicini più volte, danneggiando anche le loro auto. I carabinieri hanno portato in carcere un quarantenne residente a San Stino di Livenza con l'accusa di maltrattamenti, atti persecutori, lesioni e danneggiamenti aggravati. La situazione, secondo quanto annunciato alle forze dell'ordine, ha iniziato a diventare insostenibile nel 2019. Il quarantenne era minaccioso con i condomini e in più di un'occasione ha sfogato la sua aggressività su auto, bici e giardini. A ciò si aggiungono le violenze nei confronti dell'anziano papà. Giunte all'esasperazione, le vittime hanno dunque denunciato gli episodi ai carabinieri che, accertata la condotta violenta dell'uomo, l'hanno arrestato. Ora si trova nel carcere di Pordenone. Allora Claudia Tronchin, io l'altro giorno ho portato il caso della piccola Cata, che non si sa che fine ha fatto questa bambina, su un albergo a Firenze, completamente in mano a questi personaggi che ne facevano di tutti i colori, con all'interno dei minori e delle fragilità, nel silenzio assoluto di tutta la politica, delle forze dell'ordine e chi ne ha più ne metta. Ma allora vogliamo renderci conto che forse dobbiamo investire di più, controllare di più, perché abbiamo delle fragilità che vanno protette. Cioè aspettiamo di trovare gli anziani morti in casa, come è successo a Treviso, a Padova, a Venezia, perché non si sa chi siano, non vengono ai servizi sociali, non li conosciamo. No, questi hanno un nome e un cognome. Questi hanno un nome e un cognome e si sa dove abitano. Allora, in questo paese, finché non si capirà l'importanza dei controlli nelle fragilità e l'aiuto e il supporto a queste figure che possono essere minori, che possono essere diversamente giovani, va assolutamente fatto. E voi come politici dovete muovervi in questa direzione. Siamo stanchi di sentire convegno che si parlano tra di loro, naturalmente, poi alla fine non succede niente, si ritorna da capo. Prego Claudia Tronchin. Beh, hai detto bene Mirella. Secondo me è giusto fare uno screening su ogni comune, una bella lista, non so, gli anziani di una certa età, con certe fragilità. E secondo me non è anzi una bella idea questo. Mi ha dato proprio un bello spunto Mirella, prenderò atto di questo. Chiederò all'assessore di riferimento di fare una bella lista. Un censimento dei diversamente giovani, dei bambini in fragilità. Diversamente giovani e così con le varie fragilità, in modo tale da poterli controllare, da avere un registro per farli controllare dai vari operatori, dai vari professionisti, in modo tale da tenere sotto controllo le loro situazioni. Magari ci possiamo anche fare aiutare dai centri anziani che ci sono, perché a Treviso ci sono tanti centri anziani attivi, come quello vicino a casa nostra, del mondo volontariato, cioè fare collante tra comune, assessorato sociale, volontariato, in modo tale da veramente da fare ULS 2 finché c'è socio sanitario. Bravo. Perché anche là abbiamo il sociale, certo. Perciò quando vengono dimessi questi diversamente giovani, seguirli nelle case, certo. Vedere, perché se non c'è comunicazione è inutile che abbiamo 7.000 associazioni se poi non riusciamo a fare squadra, come sto facendo all'ippodromo il 30 settembre, il 1° di ottobre ho coinvolto 20 comuni, pensate, non sono pochi di sicuro, ma iniziamo. Abbiamo Paola da Campo San Piero, prego Paola. Ciao Mirella. Ciao. Volevo dire una cosa riguardo l'ultimo cosa che si sta detto. Una sera all'uscita dal lavoro della casa di riposo, una collega che lavorava in cucina, un'extracomunitaria africana, mi aveva chiesto se potevo accompagnarla ad un passaggio, che avevo detto di sì, e l'avevo accompagnata in via Anelli. E abitava là, ma anche per forza di cose, perché una persona che lavorava 10 ore al giorno in cucina e probabilmente aveva difficoltà a trovare un alloggio e lavorava là. Avevo anche modo di vederla dopo in altri posti, agenzia di entrate, una volta l'avevo incontrata e veniva a salutarmi, me l'hanno domandato come stava mia mamma e tutte queste cose qua. Per cui non tutte persone che sei così, se tutte, che sei anche in mezzo persone buone. Riguardo all'Alzheimer, avendomi anche lavorato, conosco persone bellissime che mi ricordo molto bene
che una sera sentimmo con un collega di notte e dico là in fondo che se mi fai due Alzheimer, devo vedere, uno che diceva st'altro macaco e st'altro che diceva il macaco è un animale intelligente, e si beccava fra le ore, ho sentito la più bella bestemmia della vita mia, porcodina voglio dormire, perché era una che si lava tutte le notti a tutte le ore e questa povera signora voleva dormire, e mi sono anche finita in ospedale per l'Alzheimer. Sono stata operata una spalla per un pugno di Alzheimer, un'altra volta per un pugno in testa, sono a vedere se avevo fatto un colpo di frusta oppure no. E bisogna essere preparati per lavorare con queste persone, molto, perché la mia collega era di strozzarla, si sta brava a far vedere che non aveva paura, ma le persone anche molto molto pericolose che fanno ammalare tante altre persone, soprattutto le persone che evadrio, i parenti, se ne mai a 20 10 intorno che evadrio, oltre loro. E una volta una signora che tremava, vabbè che il tremore è il Parkinson, e suo marito che dava i botte a 60 anni in casa di riposo a porte chiuse perché suo marito se no appestava. Succede anche queste cose qua, insomma. Grazie Paola, devo andare avanti perché devo andare anche alla pubblicità. Abbiamo sentito le riflessioni di Paola, ecco, bisogna fare anche una certa formazione perché certi casi sono anche pericolosi. Prego, dottor Rosato. Infatti. Questo che ha detto la signora è uno dei punti più critici, perché è la quarta fase della malattia, è la crisi comportamentale. Il malato è incontrollabile, le strutture di accoglienza per questi casi hanno pochi posti perché bisogna ricoverarli, si vuole evitare il ricovero perché è costosissimo, però a casa dovrebbero essere trattati da equip di specialisti, non dal povero parente che non sa cosa fare e a volte fa anche cose sbagliate che peggiorano la situazione. Quindi torniamo al tema di prima, ci vuole veramente soprattutto cominciare a capire, a prendere coscienza. Adesso per esempio stanno tutti quanti aspettando i fondi del PNRR per le case di comunità, devono partire gli ambiti territoriali sociali, assicurare i servizi, non se ne dibatte nel territorio. Tutti quanti aspettano, stanno scrivendo montagne di leggi che poi non saranno mai applicate. Invece volevo fare proprio un appello anche all'assessore, bisogna cominciare a organizzare momenti in cui si informa, si parla di questo che sarà una delle bombe sociali, questa dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti. Dottor Rosato, mi scusi, lei ha parlato di case di comunità, di queste strutture che servono, ma se non abbiamo il personale da mettere all'interno, anche del personale formato, perché mi sembra, sa, dottor Rosato, che in questo momento il PNRR parli solo di cemento, cioè cemento, servizi alle persone, invece c'era scritto nel PNRR soprattutto il sociale da tenere in considerazione, ma il sociale non è costruire cemento, sociale vuol dire dare servizi alle persone. Claudia Tronchini. Ascolti, aspetti dottor Rosato, sentiamo anche, visto che si occupa anche di sociale, Claudia, cosa dici? Tanto cemento ma servizi alle persone che sono necessarie e fondamentali? Bisognerebbe con quelle risorse anche utilizzarle per le persone, non solo appunto... Non lo so che non è possibile, però... Come non è possibile? Sì, si può fare Dove tutto. Vogliono ci trovano i soldi. C'è la pista da bob che nessuno la vuole, stanno cercando in tutte le maniere di inserirla su un contesto che non la vogliono. Volete capire che non vogliamo la pista da bob, che nessuno la vuole, che vogliamo servizi alle persone? Volete capire che c'è un'Italia che sta sprofondando, specialmente l'Italia quella fragile, quella che ha lavorato, quella che ha dato tanto, e li lasciamo completamente soli? Volete smetterla di costruire cosa? Vogliamo servizi alle persone, dottor Rosato? Allora, qui purtroppo non è che voglio fare il tecnico, ci sono spese per investimenti e spese
per la gestione. Ora ovviamente i servizi devono essere attrezzati con personale competente, strutture, strumenti, e queste sono le spese correnti. Ci deve pensare il bilancio italiano, noi i fondi che abbiamo preso in prestito per fare investimenti e riforme. Ora io sono molto d'accordo con lei che quindi bisogna fare una politica però del bilancio italiano che dia priorità a questi temi rispetto, ecco, dove posso dire il ponte sullo stretto, la pista da lei ha perfettamente ragione. Quello che è nel bilancio nostro bisogna dare priorità agli investimenti, perché anche investire nella scuola per infermieri, nel rendere questa professione più attraente per i giovani, questi sono investimenti sociali che non stiamo facendo più. Abbiamo fatto i numeri chiusi sui medici, ma non mi faccia guarda, sempre medici, chirurghi, direttori generali che dicono questo, perciò lo sappiamo benissimo, la sanità privata che sta galoppando, la pubblica è alla canna dal gas. Però, dottor Rosato, io penso anche una cosa, che lo Stato siamo noi, perché dico sempre lo Stato, calma, lo Stato siamo noi, il governo è il governo. Cioè il governo dovrebbe essere, qui mi rivolgo a Claudia Tronchi, come un buon padre di famiglia che fa i conti della serva, nel senso, cosa serve al mio paese? Quali sono i rami secchi che devo tagliare? Dove devo dire assolutamente no perché in questo momento il mio paese ha altre necessità? È questo che dovrebbe fare un buon governo, indipendentemente destra, sinistra, centro. Dovrebbe fare squadra e dare i servizi a questo Stato che veramente ha dato tanto, perché siamo anche delle brave persone. Siamo delle brave persone che però si ritrovano con un pugno di mosche in mano perché ci hanno tolto addirittura la preferenza e fanno fatica anche a darcela, perché abbiamo persone incompetenti al governo. Questa è la realtà, su poltrone che dovrebbero essere, specialmente nel sociale e nelle fragilità, persone esperte, persone competenti, persone veramente che danno delle risposte ai bisognosi. Claudia Tronchi. A me dispiace sentirti così arrabbiata, però sta facendo un bel grido d'aiuto alla Mirella, perché chissà che questo grido d'aiuto arriva a qualcuno che gli arriva nelle orecchie e alza un attimo le antenne. Purtroppo siamo, come comune di Treviso, abbiamo proprio istituito un'emergenza sociale, abbiamo dato tanti soldi, stiamo dando tanti soldi al sociale, circa 500.000 euro, e non sono pochi per un comune, perché purtroppo arrivano sempre queste emergenze e sarà sempre più grave, come hai detto tu Mirella. Ad esempio la nostra busta paga veramente per andare a fare la spesa è una roba veramente vergognosa, dovrebbero alzare gli stipendi, io dico questo in questo momento, perché purtroppo adesso una famiglia fa fatica, una famiglia media fa fatica di arrivare a fine mese rispetto alla seconda settimana. Seconda settimana. Qua a fine mese. Avanti. Un attimo solo perché se mi cade la linea, abbiamo Cristina da Cittadella. Ciao Cristina. Buongiorno Mirella, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senti Mirella, ciao, io ti seguo quasi tutte le mattine. Oggi mi hai fatto piangere stamattina. Prego, ciao, prego. Ciao, mi senti Mirella? Sì, ti sento bene Cristina, vai. Ecco, no, volevo farti i complimenti che stamattina mi hai fatto piangere con quelle bella poesia che hai mandato in onda, perché io ho vissuto in primis la situazione con mio papà quando era ricoverato in ospedale, che non riuscivo a trovare un posto quando doveva tornare a casa, proprio ci fanno il terrorismo a noi figli. E per fortuna avevamo anche delle possibilità economiche e abbiamo trovato un posto a Campo San Piero dove l'abbiamo accompagnato per la sua, prima di morire, insomma. Comunque sono bellissime quella poesia, perché noi prima siamo bambini e dopo i nostri genitori diventano bambini. È proprio vero che tante volte perdiamo la pazienza, però il cuore, almeno parlo per la mia esperienza, che ho una mamma che ha una grande demenza, devo fare tanti respiri e ricordarmi quello che ha fatto lei. Perciò ti ringrazio, sono veramente una poesia stupenda che me la porto nel cuore, e tante volte in certe situazioni quando sono in difficoltà ricordo le parole che mi diceva lei, guarda mi viene da piangere ancora. E facciamo qualcosa per i nostri anziani, per i nostri vecchi nel senso buono, perché
ci aiutano tanto, anche i nonni aiutano tantissimo le famiglie e i nipotini. Sì. E se non ci fossero, e loro sono appunto la nostra roccia per noi genitori, e noi genitori dobbiamo sempre ricordarci quanto hanno fatto i nostri genitori. Quando sono anziani non dobbiamo essere cattivi, dobbiamo accompagnarli perché loro hanno accompagnato noi. E ti ringrazio perché fai una bellissima trasmissione. Grazie Cristina, grazie delle parole Cristina. La poesia la manderò anche in finale perché magari chi non si è collegato all'inizio, perciò sarà anche la poesia sulla posta di Mirella questa mattina, perché trovo molto giusto, ecco, parlare dopo. Sapete che la Mirella parla sempre dopo, perché dopo scala il sipario, quel giorno chiuso tutto. No, bisogna continuare a parlare. Questa mattina ne parlerò col dottor Rosato e con Claudia Tronchin. Pubblicità. E abbiamo in linea Nadia da Treviso. Ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io volevo parlare, sai che mio marito ha cominciato con la demenza e ho fatto la visita l'anno scorso e proprio ieri sono andata a ritirare dalla dottoressa il certificato per fare l'aggravamento. Allora, 61 euro per il certificato. Ti sembra giusto? E adesso vedremo quando mi chiameranno, perché devo andare lunedì dal CAF e fare l'aggravamento, però non trovo giusto di pagare questi soldi, perché siamo costretti a pagarli perché dobbiamo andare avanti, se no uno dice lascio stare, vada come vada, non so, non abbiamo sostegno, non abbiamo niente. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ciao Nadia, un abbraccio grande. Prego, dottor Rosato. Visita specialisti ordinati dal medico di base, ma sono andati per averla prima forse a pagamento, non so. Sì, ma in generale, ecco, questa situazione drammatica, hanno preso queste persone, queste famiglie come dei bancomat, dottor Rosato, non ce la fanno più, perché la maggioranza ha stipendi e pensioni che sono molto basse, non ce la fanno, cioè non possono pretendere che noi siamo dei bancomat, quando ci serve qualcosa dobbiamo sempre pagare oltre alle tasse che paghiamo, non è possibile, marche da bollo che non servono a niente, a nessuno, non verranno neanche mai viste, e tutto quello che segue con la burocrazia, perdite di giornate di lavoro per andare negli uffici che poi arrivi a casa e non hai combinato niente. Capisce, dottor Rosato, che anche c'è una popolazione diversamente giovane che si muovono, vogliono le carte di credito, le app agli anziani, non abbiamo ancora la banda larga o politici che non riescono neanche ad operare lo Skype. Ma di cosa stiamo parlando, dottor Rosato? Ma dove vivono queste persone che se non hanno gli addetti ai lavori non sanno neanche collegarsi molti? Hanno tutti gli impiegati che li mettono a posto tutto perché non riescono, e poi pretendono che l'anziano, la maggioranza poi che non lo sa, perché non sa adoperarli, perché non è stata accompagnata, cosa che è stata fatta in altri paesi invece, Ma guardi, le volevo dire, invece di tagliare la pensione ai pensionati, quelli che magari hanno lavorato veramente una vita tutti quanti eccetera, perché non gli si chiede di dare un contributo portando le loro conoscenze, la loro esperienza? Noi come Lions lo stiamo facendo, stiamo mobilitando persone che volontariamente supportano queste carenze pubbliche, perché non è che anche se c'è la volontà politica queste cose si risolvono con una bacchetta magica o con le leggi, ci vuole anche organizzazione, risorse, bisogna veramente, quello che dico io, al primo punto c'è poca coscienza, soltanto chi lo vive in prima persona si rende conto di questi problemi, compreso quelli che ha detto prima, gli anziani soli, esposti alle truffe, alle aggressioni, cioè ci sarà gran parte della popolazione anziana, vivrà da sola, non avrà più la possibilità di pagarsi le spese minime, non ce la
la fa nemmeno a organizzare un minimo di vita. E questo veramente, scusate se mi infervoro, è una cosa su cui bisogna sì, lei fa veramente una grande opera, quella di sensibilizzare, però bisogna anche chiamare tutti quelli che lei contatta sempre, gli assessori, le istituzioni, cominciare a veramente impegnarsi a organizzare un programma, a fare qualcosa di duraturo, che duri nel tempo. Dottore, la interrompo perché abbiamo Rosa da Mestre, se no mi cade la linea. Vai Rosa. Sì, buongiorno. Buongiorno. Dunque io ho un problema per mia figlia. Dunque mia figlia ha lo sfratto esecutivo e il giorno 28 la buttano fuori di casa lei e il figlio minore. E noi nel frattempo non abbiamo trovato né un alloggio né niente. Tramite l'assistente sociale e ha detto che ci ha messo in emergenza, però mancano pochi giorni e per il momento non ho notizie. Quindi dove possiamo metterli? Perché qua a casa mia non c'è posto e loro hanno bisogno di un tetto, perché se il 28 li buttano fuori sono in strada. Allora Rosa, vedi quanta poca informazione che veramente che c'è, perché non è così. Quando c'è un minore è protetto il minore, cioè assolutamente, esatto. Cioè non è che va sulla strada il minore, seppure non c'è un'amministrazione che non vuole vedere, sentire, ecco, e gestire la situazione, ma mi sembra che tu sei a Mestre e Venezia, Venezia ci sono delle associazioni. Ecco. Allora ti dico ti chiamo io Rosa, dove devi andare a chiedere, ti chiamo io, però guarda che non è così Rosa. Il telefonino, allora, è il numero del telefonino. Sì, Brava, comunque grazie. Rosa non è così, stai tranquilla che se c'è un minore, il minore è tutelato perché la legge lo prevede chiaro, chiarissimo e non ce n'è per nessuno, o sbaglio, tu ti sei occupata di questa, certo. Claudia? Se ci sono famiglie con minori, loro rimangono nella loro casa principale, non vengono sfrattati così. Comunque mi sembra strano, una situazione... Sì, ci sono tanti casi comunque lo mi ha descritto la signora Rosa, però esatto. Quando ci sono minori, come ha detto la Mirella, e anche dalle norme di legge prevedono che il minore debba stare sulla sua casa, insomma non vengono sfrattati così, insomma, cioè devono essere protetti i minori, non... Allora, Claudia Tronchi, Sì. Lei si occupa anche, Claudia, del bilancio, Certo. ecco, un bilancio che ha una coperta sempre più stretta, sempre più piccola, insieme a Riccardo Barbisà, Certo. mi sembra, che è anche assessore anche al patrimonio. Cosa sta succedendo con questi bilanci degli amministratori? Perché veramente i sindaci sono in prima linea, sono quelli dove il cittadino arriva fortunatamente, è l'unica porta che trovano aperta, non tutti ma quasi sempre, chiedono delle risposte, però come dice giustamente il dottore, sì, dobbiamo programmare, però sa, dottor Rosato, il problema è che quando io li ho ospiti vengono sempre col zio Remo, lo conosce lei lo zio Remo? Faremo, diremo, ci allerteremo, ma il problema è invece che noi vogliamo qualcosa di concreto, come fa il mondo del volontariato, quando c'è un'emergenza arriva subito, concretamente, non va in giro con lo zio Remo, arriva, aiuta e fa. È questo il grande problema, perché come ho detto, tavoli di concertazione ce ne sono stati, ce ne sono e ce ne saranno un'infinità. Il problema è che poi non riusciamo a collaborare col mondo del volontariato su importanti temi e questo è un male perché siamo divisi, ci hanno diviso, la burocrazia ci divide ancora di più. Prego Claudia Tronchi, poi sentiamo il dottor Rosato. Beh, intanto io ringrazio il dottor Rosato che veramente mi ha aperto un mondo dell'Alzheimer molto, molto grave, insomma, ha bisogno di essere ascoltato, più ascoltato. Io adesso in questo nuovo mandato faccio parte della commissione del bilancio, ma anche prima seguivo le varie materie appunto del comune. Beh, come Treviso siamo insediati dal 2018 con Mario Conte, purtroppo abbiamo avuto la patata bollente del Covid, è stato veramente un fulmine a ciel sereno per tutti e per fortuna che come bilancio avevamo sempre degli avanzi, insomma, in qualche modo siamo riusciti a tamponare e ancora adesso alle varie grido d'aiuto riusciamo a dare risposte a tutti e abbiamo sempre belle cose per la nostra città, insomma
possiamo dire che stiamo facendo, vi stiamo aiutando, quello che possiamo fare, Mirella, veramente. Io al momento non ho visto niente, cara Claudia, spero di vederlo, ma al momento... Tu adesso non sei a Villa Margherita. Io sono a Villa Margherita. Intanto una cosa, no? Scusi Mirella. Prego, dottor Rosato. Quando io dicevo che dobbiamo organizzare, programmare, progettare, lo dicevo rivolgendomi a noi, a quelli della società civile, al volontariato, alle strutture che da tempo si occupano di questi problemi, a quelli che, ripeto, ci sono molte persone anziane, sane, che possono e vogliono dare molto, sane, in miglior salute, che possono dare molto, che anzi sarebbero felici di donare, però non siamo coordinati, non siamo organizzati e dobbiamo sfruttare gli interlocutori attenti come la dottoressa che stanno nelle istituzioni, perché diventiamo loro alleati e loro sono alleati nostri. Però non bisogna andare ognuno per i fatti suoi a ruota libera. Bravo dottore, infatti è quello il problema che abbiamo noi, siamo tante associazioni ma divise e non riusciamo ad arrivare alla persona che ha bisogno perché non conosciamo il nome, il cognome, l'indirizzo, perché c'è la privacy, il sociale non dà queste informazioni, non li conosce e perciò come facciamo a aiutarli, dottor Rosato? Perché anche il sociale è stato corporatizzato, cioè la corporazione più forte anzi tiene lontani gli altri perché ha paura di dover dividere poi le risorse anche con altri, con altro bisogno. C'è diventata la corporazione, le corporazioni. Ma noi dobbiamo diventare invece una società che guarda la persona, non guarda l'etichetta. Lo diciamo, ci riempiamo di sta parola, la persona al centro del progetto e poi ognuno fa come prima. Allora, dottor Rosato, visto che lei rappresenta una delle organizzazioni più importanti e anche danarose, diciamo la verità, siete quelli che veramente... ecco, non vi manca, diciamo così. Io, dottor Rosato, sono sconvolta quando ho sentito dal mio ospite, che era il presidente delle Ville Venete, quante ville venete abbiamo nel territorio e quante ville venete sono in abbandono totale perché non ci sono i soldi per la ristrutturazione. Molte di queste ville venete sono nei gropponi dei comuni, dei sindaci, che ne hanno anche tante, a dire la verità. Allora, dottor Rosato, non sarebbe ora invece di pensare agli appartamenti di lusso dove hanno le vasche da bagno, che sono delle piscine, dove dicono ai nostri anziani di stare a 18 gradi perché sennò consumano troppo, dopo vai nei casi di questi VIP e hanno 30-40 gradi di caldo perché non che basta neanche ai 25. Non sarebbe utile pensare anche di fare una ristrutturazione con la comunità che può? Penso agli industriali che hanno detto vogliamo pagare più tasse, cioè non so. Penso a quando sento la nautica, questi yacht che vanno venduti in maniera incredibile, fanno la gara chi se lo aggiudica per primo, perché ci sono tanti soldi, ma non a pochi, ma ce ne sono una montagna. Non sarebbe utile, dottor Rosato, iniziare a pensare invece di dare risposte, a far atterrare, come dico io, questi diversamente giovani in maniera dignitosa, dando questi spazi bellissimi che abbiamo, con questi giardini meravigliosi, lasciati nel degrado più totale, perché si passano il cerino a chi riesce a vendere meglio, a guadagnare di più, a fare più business, senza pensare invece che la situazione è drammatica, dottor Rosato. Guardi che la situazione è drammatica. Qui se veramente non cerchiamo di fare squadra, di mettere a posto questo puzzle pazzesco, guardate che non ce ne sarà più nessuno, troveremo questi anziani morti nelle case, li troveremo per strada morti. Dottor Rosato, la prego, guardi che non le sto raccontando delle storie infinite, le sto contando la realtà, quella che io vedo al Banco Solidale tutti i mercoledì, e per fortuna che ci sono i banchi solidali che aiutano in parte. Prego, dottor Rosato. No, anche lì lei lo sa, noi facciamo ogni anno, facciamo la raccolta alimentare, facciamo tanta... Però ora bisogna fare il salto di qualità, cioè non dobbiamo soltanto, come dire, tappare i buchi
dell'assistenza pubblica, eccetera, eccetera, dobbiamo diventare protagonisti di un progetto. Ora, quello, per esempio, il problema delle ville venete, cioè io non lo conosco abbastanza per dirle se la sua, cioè da un punto di vista di principio sono d'accordissimo, però noi che cosa abbiamo fatto di più sull'Alzheimer? Prima di fare le proposte, le abbiamo proprio studiate a fondo, avvalendoci di tecnici, di persone competente, per poter proporre cose fattibili, che non siano soltanto, come dire, indignazione o cose che... Bisogna cominciare a fare anche questo. Non ci danno i dati, andiamo noi a fare studi, ce li scoviamo e andiamo a vedere veramente come stanno le cose. Ecco, questo è un po' e lei è molto su questo, lei è molto più, come dire, importante di me e di tutti quanti gli altri, perché lei ha un'arma fondamentale che è quella di essere come dire, stimata e ascoltata dai suoi telespettatori. Sì, ma vede, la politica è che non mi ascolta, dottor Rosato, quello che mi interessa, ha capito? Perché dico la verità, e la verità fa male al politico che non vuole ascoltare. Il mondo del sociale dà fastidio, dottor Rosato, è inutile che ci giriamo attorno. Ma il politico si può arrabbiare se lei dice una cosa falsa, se lei dice una cosa non vera. Se no vuol dire che non, oppure perché non conosce il problema. Io sono, come altre volte ci siamo anche un pochino così misurati su questo, io sono contrario a chi dice sempre colpa della politica per forza, però in questo caso io le do ragione che gran parte del sistema politico, istituzionale, eccetera, questa tematica fa molta teoria, ma poi non la mette tra le priorità, la fa passare in secondo piano, in terzo piano. Se lei va ieri al meeting che le ho detto di Rimini, ma lei non sa che cosa c'erano tutti i più grandi uomini politici d'Italia, mancava solo il Presidente della Repubblica, ma tutti d'accordo. Io impazzisco quando tutti sono d'accordo e non succede niente. Grande dottor Rosato, ha detto bene, questi tavoli, questi convegni, queste riunioni che sono gli addetti ai lavori, poi finisce la riunione e si chiude tutto, ciao, arrivederci. Allora andiamo a vedere ad esempio un'altra cosa sulla sicurezza. Io vorrei parlarne anche con la nostra Claudia Tronchin, perché ieri è successo una cosa che succede spesso purtroppo, ma succede nei cimiteri, maniaco in cimitero. Andiamo a vedere. È sbucato all'improvviso da dietro una tomba completamente nudo, mettendosi a camminare tra i vialetti del cimitero mentre passava una signora. Sconcerto e paura al cimitero di Santa Cristina di Quinto. Sono le 10 del mattino quando una donna, dopo aver acquistato dei fiori, è entrata nel camposanto per visitare la tomba del marito defunto. Arrivata nella parte posteriore del cimitero, lo shock nel vedere un uomo di circa 30 anni aggirarsi senza nulla addosso tra le sepolture. Spaventata ma mantenendo un notevole sangue freddo vista la situazione, la signora si è girata e guardandosi le spalle per verificare di non essere seguita è uscita. Una volta fuori, dopo aver segnalato la caduta ad un passante, la donna si è rifugiata nella vicina fioreria dove l'hanno tranquillizzata ed hanno chiamato i carabinieri che ora conducono le indagini. Dell'episodio è stata subito informata anche la sindaca di Quinto, Stefania Sartori. Speriamo che con questa eco mediatica magari questa persona si ravveda, in quanto venire in un cimitero a dimostrare, diciamo così, a mostrarsi nudo davanti a persone che comunque sono fragili, perché quando si viene in cimitero si ha una condizione particolare e oltretutto davanti a una donna, e quindi io la ritengo una violenza contro le donne. Questi episodi ci mettono un po' in allerta e speriamo che le forze dell'ordine, che anche se ringrazio per il pronto intervento, riescano a identificare questa persona e magari che possa avere una pena giusta e capire e ravvedersi del brutto gesto che ha compiuto. Allora, quando sento questi servizi, Claudia Tronchin, vado su tutte le furie, perché come ripeto prima abbiamo tantissime associazioni di volontariato, penso ad esempio ai Carabinieri in pensione, alla Guardia di Finanza, che hanno tutte queste associazioni. Allora, siccome sappiamo quali sono i siti fragili,
uno di questi è il cimitero, perché non mettere nell'orario di apertura del cimitero, e sono sicura che direbbero di sì, queste associazioni di volontariato per dare protezione a queste fragilità. Perché, ripeto, nei cimiteri, scusate se lo dico, ma vedi quasi sempre diversamente giovani, anzi che fanno anche fatica delle volte a spostare le scale, ad arrivare in certe... Ecco, non pensi che forse, come dice il dottor Rosato, qualcuno non vuol vedere, perché non è questione di soldi qua è questione di organizzarsi. Allora non possiamo sempre pensare di organizzarci dove vogliamo noi, con convegni, riunioni che non servono a niente. Vogliamo organizzarci, come dice il dottor Rosato, con le associazioni che possono dare risposta, perché ci sono quelle che sono, secondo me, giuste per fare questo tipo di lavoro, e lo farebbero, io sono sicura. Vogliamo capire che ormai è il momento di veramente mettere in sicurezza, perché ormai non ce n'è più nessuno, questi siti che sono diventati anche pericolosi. Vogliamo capire perché nascondono droga nei cimiteri, portano via di tutto. Ecco, non è che dobbiamo mettere le associazioni di volontariato, che ce ne sono, ripeto, specialmente anche quelle delle forze dell'ordine in pensione, che a mio avviso lo farebbero volentieri, perché si tratta delle ore sia al mattino che al pomeriggio. Prego, Claudia Tronchini. Non pensavo che i cimiteri fossero questi siti anche pericolosi. Beh, io di solito vado a Preganziol perché là ci sono i miei genitori, purtroppo, e non mi è mai successo niente, ecco. Però se tu mi hai messo questa pulce sull'orecchio, niente, bisognerà chiamare le varie associazioni delle forze dell'ordine, ma se uno in pensione qualche ora la può fare, magari ci sono anche determinati membri di queste associazioni che sono appunto, si potrebbero chiamare quelli del luogo, del comune in cui risiedono il cimitero, magari si fanno qualche centinaio di metri e vanno a fare la guardia al cimitero. Però pensa, mettere una guardia al cimitero, che punti siamo arrivati? Pazzesco. Non pensavo neanche. Se così funziona, allora cerchiamo di salvaguardare queste persone poverette, che è l'unica uscita magari certe che fanno solo al cimitero, poi rientrano a casa, perché i nostri anziani vanno in chiesa e al cimitero, poi almeno che facciamo sicurezza in questo. Cosa dice il dottor Rosato? Io sì, penso che si dovrebbe cominciare a ragionare, a fare proprio una mappa dei rischi, perché molte cose vengono così proprio dall'informazione che manca. Anch'io non avevo mai pensato, sì, si è letto qualche volta, però casi sporadici. No, portano via di tutto e di più, nascondono la droga, portano via, rapinano dei portafogli della borsetta alle persone, ma ci mancherebbe, bisogna prevenire, cioè la malattia va prevenuta, non curata dopo, quando che ormai ha superato il limite. Luciano, ciao Luciano da Verona. Non avevi idea. Buona giornata a te e ai tuoi cari ospiti. Ci sei sempre le tue trasmissioni, che sono meravigliose e molto importanti. Dunque, io dico una cosa, appena seguito la signora del cimitero, e è una cosa veramente scandalosa, vigliacca e criminale. Mia sorella, che ha 82 anni, è andata a trovare il suo caro marito all'ospedale, ci hanno portato via la borsetta e l'hanno picchiata anche lui. Comunque io dico una cosa, voglio essere breve e non faccio curve sul discorso. Ormai io ho 80 anni, vado per 81. Ormai è una vergogna fare stranieri delinquenti, clandestini, che rubano, che spacciano droga e via eccetera. È ora di finire, perché la gente è stanca. Allora i delinquenti stranieri si mandano a casa non in 18 mesi come dice la signora Meloni, in 2 giorni si mandano a casa. Le persone come noi, la mia famiglia che abbiamo migrato, fratelli e padre, e ancora diciamo grazie alla vita, è ora di finirla. Perché io devo stare in casa, perché rubano in tutte le famiglie, rubano le proprietà, picchiano, ammazzano, come quel delinquente clandestino che ha ammazzato quel ragazzo di strada a Milano, come la signora Ive Setti a Rovereto. È ora di finirla, perché altrimenti, lo dico forte, prima di morire mi amo e comincio a sparare. Perché questi politici ormai abbiamo, mi scusi la volgarità,
No, volgari per carità in questa trasmissione che già il prete l'altro giorno mi ha fatto saltare dalla sedia. Lasciamo perdere, Don Dacier veramente ha chiuso in una maniera incredibile. Grazie Luciano, grazie, devo andare avanti, sei stato molto chiaro come sempre. Allora come ci saluta dottor Rosato? Ci saluta dandosi appuntamento per continuare il discorso. Soprattutto con lei comincia a invitare i politici che non ascoltino, così vediamo se... ma io li invito, dottore, ma dicono sempre che sono in commissione, loro sono sempre in commissione. E lei lo dice in trasmissione. Grazie, veramente grazie al dottor Sergio Rosato, esperto di politica del lavoro. Questa mattina abbiamo parlato di anziani che veramente hanno lavorato tanto, è giusto anche ricordarli, perché forse... E poi parleremo anche dell'occupazione remunerata che può dare il settore sociale. Il settore sociale è un investimento, è una miniera per il lavoro e la crescita. Grazie al dottor Sergio Rosato. Claudia Tronchin, come ci saluta? Io spero la prossima volta di venire qua dalla Mirella a portare un progetto sugli anziani, qua a Treviso. Vediamo, magari contatterò il signor Rosato, se mi dà il numero la Mirella. E niente, ci confronteremo insieme per dare un aiuto a tutti, per aiutarli di più questi anziani, perché secondo me, come ha detto il dottor Rosato, gli anziani, quelli che stanno bene, che sono in salute, possono essere una risorsa anche per i nostri giovani, che ultimamente i nostri giovani non si comportano tutti quanti bene, ma solo una piccola parte, perché ci sono anche giovani bravi che lavorano e studiano. Sono d'accordo. Quindi... infatti il progetto di Villa Margherita Inclusiva, che qualcuno poi si è preso e se l'è portato da un'altra parte, prevedeva proprio diversamente giovani, bambini, ragazzi, tutti assieme per una comunità diversa. Grazie a Claudia Tronchin, vicepresidente del Consiglio Comunale di Treviso. Pubblicità. E presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Tullio Giacomini, presidente cooperativa sociale Quadrifoglio, storica cooperativa del sociale, forse una delle prime che si è occupata proprio delle fragilità. Abbiamo collegato anche l'onorevole Raffaele Baratto, coordinatore regionale Coraggio Italia. Finalmente che la vediamo, buongiorno Baratto. Ciao Mirella, buongiorno, grazie per l'invito, ciao. Allora io la ringrazio perché Baratto è sempre stato presente, anche quando era in Parlamento. Se io lo chiamavo lui arrivava, diceva mi collego però ci sono. Adesso, onorevole, forse hanno paura del confronto, del dialogo con i cittadini, mi dicono siamo in commissione, sempre in commissione, non si sa su quale e non si sa quando, però è sempre in commissione, poveri, senza ricordarsi che sono stati eletti proprio dai cittadini, e ricordarselo non sarebbe male, pagati anche dai cittadini, e anche se il confronto è vivace dovrebbero essere tranquillamente ospiti e rispondere, essere presenti, ma noi ci ricorderemo di questo. Allora saluto anche Tullio Giacomini perché, come ripeto, questa mattina ho aperto questa lettera di questo padre al figlio per ricordare queste malattie, specialmente l'Alzheimer, che sta arrivando anche in età non proprio diversamente giovane, ma soprattutto occuparsi delle fragilità. Perché questo, Tullio? Con Tullio ci conosciamo da una vita, facciamo volontariato, collaboriamo assieme, perciò do del tuo a Tullio, ma soprattutto che è una passione. Perché ti ha mosso a fare questo? Cos'è che avevi capito in tempi non sospetti che avevamo bisogno anche di queste strutture? Prego Tullio. Ti dirò, è stata un'avventura intanto, ci sono cascato dentro, diciamo, per puro caso, però quando ho sentito per la prima volta e ho visto anche per la prima volta, perché dobbiamo ricordare, io sto parlando degli anni '80. Negli anni '80 noi non conoscevamo la disabilità, parliamoci chiaro, i disabili erano nascosti o in istituti remoti o nelle famiglie che avevano questo difetto. Trovo all'improvviso
4 persone in una casa abbandonata dove sono andato per fare della beneficenza. Non è bello fare beneficenza, bisogna dire vado ad aiutare, e allora è un'altra cosa. Comunque sono andato a quel momento per fare questo lavoro e trovo queste 4 persone. Per la prima volta sento parlare di autogestione e di autofinanziamento da parte di persone disabili, su cui la nostra generazione non poneva nessuna speranza, nessun futuro, non pensava a nessun futuro per queste persone, se non un futuro di assistenza personale in famiglia e cose così. Mi ha impressionato questa volontà di dire autogestione e autofinanziamento. Come fa autogestione e autofinanziamento? Mi sono fatto una serie di domande e ho detto provo ad aiutarli. Innanzitutto ci vuole un contenitore. Dal contenitore dobbiamo elaborare le cose in modo tale che siano vivibili e usufruibili per loro, per queste persone. Abbiamo occupato allora una vecchia casa ma ridotta, col tetto sfondato, senza porte né finestre, che era in via Marchesan. Era di proprietà di un ente e abbiamo cominciato questa attività. In breve tempo è diventata un porto di mare. Ci arrivavano le persone più strane, disabili, drogati, etilisti, senza tetto, barboni, ci arrivavano di tutto. Naturalmente in questo caos avevo capito subito che dovevo mettere un po' d'ordine perché altrimenti non si veniva fuori da questo caos. Mettere ordine vuol dire fare una scelta. Fare una scelta voleva dire che categoria possiamo affrontare. In quel momento ho pensato agli anziani disabili ed è la categoria su cui ho puntato. Perché? Perché un anziano non ha più famiglia, cioè non ha più i genitori, può avere dei fratelli, ma i fratelli hanno i loro interessi, quindi possono trascurarli, lasciarli. Quindi mi pareva la categoria in quel momento più bisognosa, più fragile, più opportuna da aiutare. E di qui comincia la storia. È una storia che ha avuto tante avventure nell'avventura generale. Ricordo come qualche volta sono andato a raccogliere, mi pareva la questione del Vangelo, andare a raccogliere per i fossi delle persone per dare... ecco. Sono andato a prendere delle persone disabili nelle case dove erano tenuti a vegetare. Parliamoci chiaro, a vegetare. Io nei confronti delle persone sono molto fragile, ecco, sono una categoria fragile nel confronto delle persone, perché sento il bisogno di essere vicino a tutti, di aiutare se possibile chiunque, di rispettare la persona perché è una persona. Qualsiasi persona sia, ha diritto al rispetto. Sentiamo Tullio come commenta anche l'onorevole Raffaele Baratto, ripeto, una persona sensibile che mi è stata vicina quando lo chiamavo, che ha cercato come poteva di dare anche il proprio contributo, anche fisicamente, venire anche a questi eventi che organizzavo per far capire che l'istituzione c'era. Prego, onorevole. Intanto grazie per l'invito, Mirella, un saluto all'ospite e anche ai tuoi telespettatori, che sono sempre molti, perché fai una trasmissione che è davvero
importante, perché credo che bisogna sensibilizzare sempre di più su questi, soprattutto su questi argomenti, ma su una linea così importante che gli amministratori e soprattutto la politica dovrebbe stare attenta. Anche perché, come diceva bene il tuo ospite, il problema è sempre più sentito e sempre più forte. Le famiglie vanno sostenute e aiutate, però non con manifestazioni e parole come bene ripeti tu, ma con fatti e soprattutto aiutarli anche in maniera concreta. Ieri abbiamo visto che, come diceva l'ospite tuo prima, che il dottore Rosato, sì. Diceva ieri a Rimini c'è stata una sfilata di politici, no? Io mi auguro che la sfilata renda anche dei risultati positivi. Abbiamo sentito la Presidente del Consiglio che è andata e da merito questo, e mi auguro che davvero facciano qualcosa di importante per il sociale, qualcosa di importante per chi è stato meno fortunato, perché ce n'è davvero sempre più bisogno, anche perché se noi guardiamo una volta i bilanci dei comuni, tanto per capire per dove si va, sulla questione del sociale non c'era neanche l'assessore 20 anni fa, 25 anni fa. Credo che Guadagnini mi dia ragione su questo, perché quando io ho iniziato avevo poco più di 20 anni, l'assessore sociale c'era e non c'era. Oggi il sociale è la questione più importante, oggi il sociale è diciamo la parte più importante anche di un'amministrazione comunale come bilancio, per cui credo innanzitutto che le amministrazioni non vadano lasciate da sole, perché possano aiutare sempre di più queste associazioni e possano dare incontro, ma non, ripeto, non con chiacchiere e parole, perché oggi ce n'è sempre più bisogno in maniera concreta. Ed è quello che ha fatto il nostro Tullio Giacomini. Guardate cosa è riuscito a mettere in atto, a far diventare questa cooperativa Quadrifoglio in una cooperativa che veramente anche con l'arte, con la musica, riesce a dare delle risposte anche ai giovani musicisti, per far capire l'importanza di fare comunità. Ecco la parola magica: integrazione, comunità, socializzazione. Quando Tullio è partito a raccontare la sua storia io ho avuto i brividi, perché le persone che raccontava Tullio, noi li chiamavamo mongoloidi, li chiamavamo handicappati, con i peggiori nomi. Poi abbiamo cercato un po' di migliorare, allora abbiamo chiamato disabili, diversamente abili, senza pensare che invece stavamo parlando di persone. Io li chiamo diversamente agili perché si muovono solo in maniera diversa, ma sono delle persone meravigliose che anzi ce la mettono tutta per far capire l'importanza della vita, della gioia, della felicità. Sono sempre sorridenti, dai un biscotto e loro ti abbracciano, ti sorridono, gli fai fare qualcosa e mettono un impegno incredibile. Vogliamo forse parlare di persone, di chiamarle con nome e cognome? Forse riusciremo a farcela. Andiamo a vedere questo video che ci ha mandato Tullio Giacomini, un video molto importante perché parla di questa attività che sta facendo, un'attività molto bella, giovani musicisti. Andiamo a vedere il video.
Allora capite che non ci sono solo le baby gang, perché questo è il messaggio che vogliono farci passare, tutti cattivi, tutti brutti, tutti disonesti. No, i ragazzi sono anche questi. I ragazzi sono quelli che vengono qua a presentare i robot che realizzano con del materiale riciclabile. I ragazzi sono quelli che fanno volontariato, che vanno a pulire i fiumi. Allora, onorevole Baratto, cosa dici di questo uomo, questo Tullio che ha capito, ecco, come centrare le fragilità, nel senso con dei percorsi educativi e con l'arte e la musica penso che questo sia un ottimo strumento, visto che i giovani amano la musica. Bisogna indirizzarli nella maniera giusta. Prego, onorevole. Beh, certo, la musica sicuramente per tutti è fondamentale, perché la musica ti regala, diciamo, una visione diversa della vita, e anche per i giovani credo che sia assolutamente fondamentale. Credo che hai detto bene, ai giovani bisogna assolutamente dar fiducia, specialmente oggi non si può solo criticare e basta, perché bisogna dargli un futuro, bisogna dargli delle aspettative, perché i giovani bisogna credergli una visione che hanno, i giovani bisogna dargli una visione, bisogna che non si può sempre dirgli fate, ma se non gli diamo le opportunità di fare, cosa possono fare? Io guarda, ho trovato, sono diversamente giovane, ecco, se così mi posso definire, ho 60 anni, sono 63, però alla mia età, quando io ero giovane, avevi delle visioni, avevi le opportunità, ok? Purtroppo oggi sono chiuse queste opportunità. Noi non dobbiamo solo dire ai giovani dovete darvi da fare, noi dobbiamo dargli delle opportunità a questi giovani, perché ne hanno assolutamente bisogno, anche perché se vogliamo che il lavoro rimanga in Italia, se vogliamo che le risorse rimangano in Italia, dobbiamo solo dare opportunità a questi giovani. Questo dobbiamo fare, non sempre criticare e basta, ma dare una mano e dare un futuro, ma concreto e vero, che si tocchi questo futuro. Ecco cosa dobbiamo fare. Io credo questo, e questo la politica deve assolutamente assumersi la responsabilità di far questo, perché abbiamo un paese che basta girarlo per vedere quanto bello ha. Abbiamo un paese che basta guardarlo per capire la fantasia e l'imprenditoria quanto brava e quanto forte è. Per cui dobbiamo passare di mano ai giovani, ma per passare di mano ai giovani dobbiamo dare delle opportunità vere e concrete, perché noi dobbiamo credere in questo paese, e per credere a questo paese dobbiamo solo credere nei giovani. Sentiamo Tullio Giacomini come commenta. Prego Tullio. Sì, quello che avete visto è un'orchestra giovanile. Io mi occupavo sempre di anziani disabili con la comunità. Quindi a un certo punto, circa 20 anni fa, sono stato coinvolto in un'altra avventura, che era un incontro con degli insegnanti di musica che esprimevano la volontà di mettere assieme un'orchestra. Naturalmente per mettere assieme un'orchestra bisogna considerare molte cose, fare un programma, mettere uno statuto, via discorrendo. E io ho detto sì, le facciamo, però giovanile, deve essere dai 10 ai 20 anni. Perché io credo nei giovani, come diceva anche l'onorevole, i giovani devono essere trattenuti con degli interessi veri e propri. La musica per conto mio era un interesse che potevano avere. La musica forma. Le dico, nella mia orchestra sono passati più di 1000 ragazzini dai 10 ai 20 anni. Perché naturalmente poi trovano altre strade, superano i 20 anni, quindi sono diventati vecchi per l'orchestra e scartati, messi a riposo, diciamo. Ecco, quindi non ho mai avuto la pur minima rogna con questi ragazzi. Sono sempre stati corretti, leali, solidali fra loro, tutte le cose buone che si possono dire su quel gruppo si possono dire.
Ecco, anche quando una volta d'estate, quando sono liberi in vacanza, facciamo un corso di full immersion musicale, quindi cerco di trovare un posto magari bello in montagna o da qualche parte, e dove vanno quelli che possono, quelli che hanno il tempo, che non hanno esami a riparare, e vanno là. Non mi è mai successo che la proprietà mi abbia detto: guardi che ci hanno spaccato questo, o abbiamo trovato degli spinelli o roba. Mai successo. Quindi credo che questo voglia dire che possiamo credere nella gioventù. Che bel messaggio che ha dato Tullio Giacomini, onorevole Baratto. Credere nei giovani, farli diventare protagonisti, è quello il segreto. Loro vogliono essere protagonisti, li dobbiamo intrigare, responsabilizzare. Io dico sempre, ho cercato di far capire che i centri estivi, con degli educatori naturalmente, ma vanno fatti da loro. Ma cos'è a pagare questo centro estivo che siamo pieni di baby gang che poi se li prendi da soli non valgono niente, sono solo dei ragazzini molto fragili. Questa è la verità, e sono pochi, questi pochi che tengono in ostaggio, onorevole, lo dico tutte le mattine, i sindaci, le forze dell'ordine, i cittadini. Ma stiamo scherzando? Guardate che sono un pugno di ragazzi, perché si circondano da tutti gli altri, ma all'interno saranno 2 se sono 3. Ma stiamo scherzando? Questi dobbiamo prenderli e fare dei percorsi educativi come lo sport. Io sto cercando di fare, le arriverà anche l'invito, onorevole, il 30 settembre e il 1° di ottobre all'Ippodromo, dove è coinvolto 20 comuni, il CONI, il CIP, le associazioni di volontariato, il Gran Premio Città di Treviso, su uno dei posti più belli che abbiamo per farli diventare protagonisti. Però c'è qualche sindaco che lei conosce molto bene, che però ha nicchiato, però ne ho 20, quest'anno andiamo così e sono tanti veramente, e mi dispiace perché sono, come dice Tullio, dei messaggi, ma non per la nostra visibilità, alle famiglie, per far arrivare le famiglie, fargli capire che lo sport è vita, lo sport veramente è qualcosa che ti dà regole, disciplina, ci sono 30 attività, perciò una più bella dell'altra. Questi ragazzi possono per la prima volta cercare di capire qual è la loro vocazione, magari non lo sanno perché non l'hanno mai provata, perché tutto costa, iscrivere costa, lo sport costa, ma bisogna che cambiamo anche noi il registro, se no li perdiamo questi ragazzi, e se anche ne perdiamo uno vuol dire aver perso la guerra. Prego, onorevole. No, credo che iniziative come questa siano assolutamente fondamentali, ma anche per conoscere e per conoscersi tra ragazzi, per cui credo che quello che hai fatto e che questo che mi dici, credo sia davvero delle manifestazioni assolutamente importanti, credo importantissime e fondamentali, ma anche per le amministrazioni stesse, perché possono confrontarsi, possono dialogare tra di loro, e i giovani soprattutto possono conoscersi. Io mi ricordo quando ancora tanti anni fa, per cui quando ero anch'io che andavo su questi camposcuola, andavo in giro, anche adesso quando ti trovi magari alla distanza di 20-30 anni con qualcuno, ancora ti vedi, ti riconosci e ti chiedi, e sono esperienze fondamentali, ma fondamentali anche per un futuro di un giovane, per conoscenza, per lavoro e per tutto. Credo siano assolutamente importanti queste manifestazioni. Allora andiamo a vedere anche i sindaci, andiamo a vedere i stati generali, ANCI Verona, andiamo a sentire cosa è successo, visto che si riuniscono. Quindi vanno. Il tema dei migranti è stato l'asse portante degli stati generali dell'ANCI regionale che si sono tenuti nella sala della Gran Guardia a Verona. Un tema spinoso per i comuni veneti, e lo si è capito quando è calato il gelo in sala dopo questo messaggio lanciato dal palco sui centri di permanenza per i rimpatri. Adesso c'è il tema del CPR, riguarda i sindaci. Il CPR è una lotteria, ragazzi. Presente a tombola. Manca un numero a far tombola, qua non si vince niente però. Ci sarà. Se si realizzerà, se arriverà una proposta, ci sarà un comune a ricevere.
Presidente che comunque poco prima ha sottolineato. Non abbiamo nessuna notizia rispetto ai centri per i rimpatri e comunque il CPR non risolve il problema degli arrivi, questo lo dobbiamo dire. Posizione condivisa anche dai sindaci delle principali città venete. Dai comuni del Veneto è arrivato un no forte all'idea di grandi concentrazioni sia nelle città sia nei piccoli centri. Dobbiamo fare piccoli hub, piccoli nuclei in cui possano le cooperative lavorare, che vuol dire non superare 50 persone. Dal padrone di casa il richiamo all'unità dei sindaci di fronte a questa ma anche alle altre emergenze affrontate quotidianamente dai primi cittadini. Se il gioco si fa di squadra si riescono a trovare soluzioni che non vengono condizionate da posizionamenti politici o da ideologie o da altri temi. E l'immigrazione è stato uno dei 14 punti del documento che sintetizza questo incontro, che sono stati richiamati dal presidente di ANCI Veneto. Legge di bilancio, politiche sociali, emergenza abitativa, riordino territoriale, autonomia locale sono solo alcuni dei capitoli dove il tema economico è focalizzato soprattutto sui fondi PNRR, con un chiaro avviso al governo. I progetti portati avanti dai comuni sono oltre 500. Il valore complessivo delle opere PNRR in Veneto per i comuni ammonta a 833.997.156 euro. L'impegno verso i nostri comuni deve essere rispettato. Nessuno potrà nemmeno immaginare di dire stop alle risorse che noi ci siamo conquistati attraverso progetti, studi, analisi, presentazione di documentazione. Applausi di condivisione per un documento che ora finirà a Roma, nella speranza che non finisca invece in qualche cassetto. E se poi diciamo i piani alti non rispondono, pronti alle barricate? Insomma, diciamo che 563 sindaci veneti che si mettono insieme un po' di rumore lo sanno fare, però noi chiediamo semplicemente rispetto, dialogo e confronto, ma sono sicuro che arriverà. Insomma, se non vi stanno ad ascoltare, marcia su Roma? Marcia su Roma, oppure faremo una bella mischia per andare in meta e sono convinto che in meta ci arriveremo. In meta Tullio Giacomini ci è arrivato con questa importante cooperativa Quadrifoglio. Cosa mi dici nella voce immigrazione, immigranti? Come vedi la situazione tu che di numeri te ne intendi e di fragilità anche? È una situazione molto difficile. Affrontarla è senz'altro una cosa molto impegnativa. Io mi auguro che se si considerano queste persone veramente persone, si trovi una soluzione. Ecco, però devo dire una cosa, questo fenomeno dura da parecchi anni ed è un fenomeno che doveva essere affrontato subito e quindi alleggerito nella sua gravità. Se fosse stato affrontato anni e anni fa, forse oggi non avremo questa pressione che abbiamo adesso. Le cose sono due. La prima è che dobbiamo sapere da sempre, dai secoli, che la ricchezza ha sempre chiamato la povertà. È inutile sperare che l'immigrazione si fermi prima o dopo, non si fermerà mai, perché ci sarà sempre un paese più ricco e un paese più povero e questa migrazione durerà sempre. C'è un'altra cosa, si potrebbe fare una cosa fantastica, quella di aiutarli a casa loro, ma si doveva cominciare dal tempo delle colonie a insegnare ad avere una futura indipendenza. Purtroppo molti politici non hanno questa visione del futuro. Chi è il politico di oggi? Tu che hai conosciuto anche i politici di ieri. Sono diversi. Il confronto fra i politici di ieri e i politici di oggi non è possibile. Una volta la politica si faceva per passione, vera passione, ed era un'arte perché creava. Il politico si metteva di fronte a un problema e creava la soluzione. Oggi la politica è un mestiere
Va bene che sia anche un mestiere, perché il mestiere risolve e produce qualcosa, il prodotto comunque, dà il prodotto, ma c'è la passione che è diversa. Più che la passione c'è la poltrona in molti. Prego, onorevole Baratto. No, intanto grazie. Allora, io credo che come tutte le cose bisogna avere visione, come che diceva anche Guadagnini, credo sia assolutamente importante. Purtroppo la questione dell'immigrazione oggi torna, ma non è oggi, anche negli anni scorsi che era un problema. Purtroppo non si è mai guardata in maniera seria, anche come a livello, se posso dirlo, a livello europeo, oltre che a livello nazionale. Ha detto bene, i paesi ricchi hanno bisogno di paesi poveri e questo è sempre stata e sempre lo sarà. L'Italia ha bisogno di forza lavoro, come ha bisogno di forza lavoro la Germania, come altri paesi europei. E l'immigrazione è sempre stata un'opportunità e come tale non bisogna girarsi, perché questa è la verità, se vogliamo parlare in maniera davvero seria e essere davvero ogni tanto seri su quanto riguarda l'immigrazione e non fare solo spot. Io credo che ne avremo bisogno sempre, ok? Però bisogna prenderla in maniera, mi ripeto, seria. Non fare quello che anche in queste ultime ore, in queste ultime settimane la Germania sta facendo, perché e anche la Francia forse ha fatto un po' di marcia indietro. Però credo che se siamo un'Europa, o siamo in Europa sempre, oppure è inutile parlare d'Europa, perché credo che la questione, una questione come questa, ok, di immigrazione, o la prendiamo in mano a livello europeo o altrimenti non ne verremo mai fuori, perché se ognuno pensa di fare i propri interessi, comunque non fa gli interessi né sui ma neanche dell'Europa, e se ognuno fa gli interessi propri fa danno sia agli altri che a se stesso. Io credo, perché bisogna guardarla nel futuro questa, non nell'immediato, altrimenti non andremo da nessuna parte. Oggi i paesi europei hanno bisogno di forza lavoro, vero? Perché è vero, ok? Allora prendiamo l'immigrazione in una maniera seria, inutile creare posti dove si ghettizza la gente, perché comunque sono delle persone e questo è inutile dopo dire bisogna trattarli da persone, ma se non lo facciamo in maniera seria e concreta ognuno gira la faccia quando gli fa comodo, e non è questo il modo che si può trattare l'immigrazione, né adesso, né ieri, né domani. Allora io credo che bisogna davvero mettere le carte in tavola una volta per tutte, e una volta per tutte prendere una questione come questa in maniera non nel presente, ma nel presente e nel futuro, che è fondamentale sia per oggi che per domani, ma soprattutto per domani. Abbiamo Giulia da Venezia, la nostra Giulia. Ciao Giulia. Sì, Mirella, ciao, buongiorno a tutti, anche i tuoi ospiti che hai là. Allora Mirella, ho sentito il presidente del Quadrifoglio in particolare, perché guarda Mirella cosa ha fatto lui, perché l'ha fatto con l'amore, con il cuore, con la passione di riuscire a fare. Ma Mirella ha detto bene che devono restare là a casa sua. Perché Mirella? Anche se costruiscono questi hub che devono fare, ma come faranno a rimpatriarli dopo, Mirella, se non ne rimpatriano una trentina all'anno? E allora, Mirella, io dico una cosa, ma ieri sera a Focus c'era un ospite, non so se lo posso dire, se no dico solo quello che... No, dillo, se era ospite e l'hanno visto. Ecco, ma il piano Mattei, Mirella, ma ha detto lasciamolo riposare col povero Mattei, lui ha avuto il coraggio di andare là in Africa a affrontare, ma quale politico abbiamo adesso che possa affrontare questa cosa qua, Mirella? Nemmeno uno. E allora come fa la Meloni a dire il piano Mattei quando va ad abbracciare Orban, che non ne vuole neanche uno? Mirella, guarda, con tutti quei miliardi che hanno dato
a tutti i dittatori, che adesso siamo in mano ancora ai dittatori, non so cosa avrebbero fatto là in Africa, Mirella. Io lo dico sempre, ci vuole un piano Marshall, però ci vuole anche l'Europa, la vergognosa Europa, scandalosa, che chiude gli occhi in tutto. Allora Mirella, io ti ringrazio per tutto quello che fai, perché tu, Mirella, non parli così a vanvera, fai i fatti, Mirella, tu vedi con gli occhi e tocchi con le tue mani la povertà. Ma i politici cialtroni che non fanno niente, che vadano via e che si vergognino. Ciao Mirella, buongiorno a tutti, vi auguro una buona giornata. Grazie alla nostra Giulia. Giulia è una diversamente giovane, onorevole Barato. Mi ricordo l'anno scorso quando diceva e raccontava dei 18 gradi, che quando si alza al mattino si mette 3 paia di pantaloni, 3 maglioni, perché non ha la possibilità di scaldarsi, capisce che veramente questi diversamente giovani che ci hanno fatto diventare grandi e forti, forse dovremmo trattarli in maniera diversa, dovremmo supportarli di più. È una popolazione che sta invecchiando. La Coldiretti ha detto che ha bisogno di 100.000 lavoratori, 100.000 vuol dire lavorare la terra, ma qui si parla solo, sembra che tutti devono avere la laurea per lavorare, che abbiamo bisogno solo di laurea. Noi abbiamo bisogno di forza lavoro, e la forza lavoro è importante, è quella che fa andare avanti il paese, è l'operaio che ha fatto andare avanti il paese, non il CEO, non il grande manager. Il grande manager diventa grande perché l'operaio lavora. Tu fai che qui oggi un operaio a qui €1.000 e si anche massa capisce che non si può andare avanti così. Io ho parlato anche con questi giovani che arrivano e sa, onorevole, perché io li vado a trovare, so dove sono su dei 4x3 di cemento con una energia, hanno dei corpi incredibilmente forti, e sa cosa mi hanno chiesto quando li ho guardati? Li ho portato un po' da mangiare, mi hanno detto fammi lavorare, e ho detto cosa sai fare? Il falegname, e tu? L'agricoltore. Allora, se passa il messaggio che non sono capaci di fare niente, forse lavorano meglio di noi e sanno fare quelle poche cose che hanno imparato, con nessun materiale o con pochissimo riescono a fare delle cose per sopravvivere. Forse dobbiamo chiedere anche chi sa fare cosa. Tu sai lavorare, cosa sai fare, e cercare di fare dei percorsi anche di formazione già su quelli che sanno lavorare, per metterli anche in sicurezza. Abbiamo le caserme che sono vuote, dovremmo fare dei corsi di formazione perché abbiamo bisogno di questa forza lavoro. Non possiamo mettere sempre la cenere o la polvere sotto il tappeto. Un domani chi ci pagherà le pensioni se non si lavorerà più, se non avremo più forza del lavoro? Prego, onorevole. No, guarda, mi hai tolto la parola dalla bocca. Un domani chi pagherà le pensioni? Perché questa è la realtà. La matematica sono numeri e non è opinione, no? Ok, per tornare all'ultima battuta che hai fatto, che ripeto, me l'hai tolta. Oggi noi abbiamo una popolazione che sta sempre più invecchiando, sempre meno giovani, ok? Perché questa è la verità. C'è non un inverno di nascite, ma c'è un'era glaciale di nascite, perché questa è la verità, ok? E sicuramente bisognerà fare politiche per le famiglie, per la crescita di figli, e questo è scontato. Ma purtroppo oggi, ok, noi abbiamo bisogno di gente che da qua ai prossimi 30-40 anni lavorino e potranno portare avanti chi andrà in pensione. Perché se noi pensiamo dalle generazioni attuali fino a qui, e magari Tullio Guadagnini credo che questi conti li sa fare meglio di me, che fa parte di queste associazioni, ok? Credo che noi entro 40 anni, non di più, non riusciremo più a pagare le pensioni, ma questa sarà una catastrofe sociale, perché tu pensa, quando andrai a... Parlo banalmente, Mirella, lasciami solo questi 2 minuti, ok? Andrai all'ufficio postale a ritirare la pensione, ok? E l'ufficiale di posta ti dirà guarda che i soldi non sono arrivati. A quel punto c'è la perdita assoluta dello Stato. È come quando il figlio perde la fiducia del padre, la famiglia viene disastrata, o della madre. La interrompo, se non mi cade la linea. Abbiamo Roberto da Salzano, poi continuiamo. Vai Roberto.
Buongiorno e buona giornata a lei e ai suoi ospiti. Prego. Volevo parlare dell'immigrazione, mi sembra sia la stessa... Pronto? Sì, prego Roberto. Ho sentito parlare dell'immigrazione, mi sembra che sia da 20 anni che parliamo della stessa cosa, non è cambiato niente e non cambierà niente fino a che non si prenderanno delle soluzioni un po' diverse. Se lei... Non ascoltare la televisione, parla al telefono Roberto. Sì, volevo dire che se noi andiamo a vedere qualche nazione più grande della nostra ha preso delle posizioni diverse in Africa. La Cina per esempio sta costruendo fabbriche, industrie, strade nei paesi sudafricani o anche e volevo dire che se noi continuiamo a ricevere gli emigrati senza fare niente nelle loro nazioni, non risolviamo il problema. Se tu fermi le navi, vengono da qualche altra parte, ossia noi dobbiamo creare nei loro stati delle situazioni in cui possano rimanere lì. Il problema più grosso è che noi non se ne freghiamo, non abbiamo trovato la soluzione ideale per questi emigrati. Non è che in Europa possa venire tutta l'Africa, bisogna creare in Africa una situazione in cui loro possano rimanere lì. Mio figlio per esempio, le dico, fa un lavoro un po' particolare, gira tutto il mondo e dice guarda che per la televisione dicono delle grandi cazzate, perché ci sono dei paesi africani in cui la gente muore di fame veramente, non è che vengano qui solo perché l'Italia è bella, l'Italia o l'Europa è bella, perché non ce la fanno a vivere nei loro paesi, capito? La siccità, il grano e tante altre cose. E diciamo che l'Africa è governata a maggior parte da dittatori, noi diamo i soldi ai dittatori e se non diamo soldi diamo armi. L'unica cosa da fare, penso io, non sono un politico, penso che non i nostri politici, la politica in generale, il capitalismo in generale, dovrebbe costruire, fare progredire l'Africa, non si può andare avanti così, non li fermeremo mai. Grazie e buona giornata. Grazie a te Roberto. Allora Tullio Giacomini, guardiamo anche, poi risponderemo anche a Roberto, ma il tempo corre, purtroppo andiamo a vedere anche un altro pezzo, il secondo video, un pochino di questo video bellissimo, perché veramente Tullio Giacomini ci ha messo l'anima, anche economicamente, ha supportato e guardate che ragazzi meravigliosi, ecco, lui ci ha creduto in questo e ha coinvolto tantissimi, la politica, imprenditori, chi ne ha più ne metta, però è riuscito ad avere il rispetto di questi ragazzi bravissimi. Andiamo a sentire.
Allora Tullio, come commentiamo queste bellissime riprese che ci fai vedere? Forse ecco, capire che il mondo gira anche in maniera diversa, non è solo quello che vediamo in negativo, ma c'è un positivo bellissimo. Prego. Ecco, vorrei lanciare un appello, perché capite bene che questi ragazzi si allenano ogni 20 giorni, vengono a Treviso e un po' da tutte le parti per programmare i concerti. Quello di cui avremmo bisogno è che chi ha sentito questi ragazzi, chi ha dell'interesse su queste cose, possa offrirci la possibilità di suonare da qualche parte. Noi possiamo venire a suonare a Vicenza come a Verona, per dire. Ci interessa avere gli spazi e avere piccoli contributi per questi concerti per sostenere questa orchestra, perché logicamente voi capirete, l'orchestra è composta sì da ragazzini, però dietro ci sono gli insegnanti e gli insegnanti sono dei professionisti. Io ho sempre avuto l'abitudine, sia nella comunità sia nell'orchestra, che i professionisti vanno pagati. Accetto malvolentieri il volontariato, perché non sempre è quello che dà delle risposte continue e positive. A volte ti tradisce, resta e ti lascia là magari con i piedi in alto. Quindi l'appello che fai è questo. Abbiamo Luciano da Desenzano, poi sentiamo l'onorevole Baratto come commenta. Vai Luciano. Mirella, buongiorno a tutti gli ospiti. Ascolta, l'Africa, lo sapete tutti, lo sappiamo tutti, è il continente più ricco della terra. L'oro, petrolio, gas. Ho letto ieri, solo il Congo potrebbe dar da mangiare a tutta l'Africa. Certo, l'Africa purtroppo è governata tutta da dittatori, diciamo, è stata sfruttata, ma come mai ho visto ieri uno di africano arrivato da 4 giorni, l'hanno arrestato già che spacciava, quante sono poi decine di migliaia di spacciatori. Quello di Rovereto, signora ucciso dal marocchino, ieri lì nel Veneto, strangolata dal marocchino, tra parentesi. Ma non è possibile così. Devono andare, come hanno fatto gli italiani anche 100 anni fa, all'ambasciata e chiedere: io so fare questo lavoro, c'è richiesta in Italia, in Germania, e devono venire in un altro sistema, devono venire. Non si possono ogni anno 200.000 persone senza lavoro, senza queste cose, è inutile. Vi saluto, buongiorno, grazie. Grazie Luciano. Vedi Luciano, adesso vorrei sentire anche il commento dell'onorevole Baratto. Molti paesi hanno investito in questi territori, come diceva Roberto da Salzano che gli ha raccontato il figlio, nel senso che dove si può hanno creato delle formazioni in maniera che questi ragazzi si formano dove vivono e poi vengono in questi paesi, li accolgono e trovano lavoro. Noi non l'abbiamo fatto. Noi sappiamo solo fare tavoli di concertazione, grandi convegni. Parlare a più non posso, ma quello che dovremmo fare formazione anche in questi paesi, noi non l'abbiamo fatta. Questo è stato dichiarato da persone esperte, hanno fatto nomi degli stati che hanno investito in questo, noi non ci siamo. Onorevole Baratto. Sì, credo che sia assolutamente questo importante. Bisogna andare a investire in quei paesi, ma investire in maniera seria. Credo che questo lo possa fare, si possa fare solo a livello europeo, non a singolo paese, altrimenti chiacchiereremo e basta e non porteremo a casa assolutamente nessun risultato. Anche perché, mi riallaccio a quello che dicevo prima, l'Italia sicuramente come tutta l'Europa ha bisogno di forza lavoro e sentivo prima parlare un ospite che telefonava,
la questione della Cina che va a investire in Africa. Stiamo attenti cosa vuol dire andare a investire. Andare a investire è una cosa, andare a sfruttare è un'altra, per magari interessi per materie prime, per terre rare e per cose, e non investire in quel paese in maniera concreta per l'interesse anche di quel paese, perché se noi andiamo a investire là e fare l'interesse dei dittatori non porteremo a casa niente, creeremo ancora solo disastro su disastro. Credo che questo bisogna fare, investire là per investire anche nell'Europa, ma in maniera seria, senza chiacchiere ma con fatti reali. Sentiamo Tullio Giacomini come commenta la telefonata di Luciano. No, beh, ti dicevo prima, per conto mio, è vero, i discorsi che si fanno è come riusciamo a mandarli via, come riusciamo a fermarli, dove li mettiamo. Non si ragiona come facciamo a inserirli, perché se avessimo cominciato da subito, dai primi arrivi, a cominciare a dire come facciamo ad inserirli, probabilmente a qualche politico che ancora apprezza l'arte avrebbe avuto l'idea geniale di trovare una soluzione, perché una soluzione allora si poteva trovare. Adesso la situazione si sta ingarbugliando e aggravando ancora di più. Vabbè, comunque sia, la Cina che diceva, la Cina va là per i suoi interessi economici, la Cina va e compra la terra e caccia il nero che è nel villaggio là, perché là deve scavare per trovare l'oro, il petrolio, che accidenti so io. La Cina non ha interesse a insegnare loro per restare nel loro paese, perché la Cina non è una meta per i migranti africani. Abbiamo Riccardo dalla provincia di Udine. Ciao Riccardo. Sì, buongiorno, sono Riccardo Alessi, chiamo da Ruda, volevo fare alcune considerazioni. La prima considerazione e la prima domanda è questa: quando diremo stop, fine? Quando? Quando entrerà il 31 milionesimo immigrato, il 60 milionesimo immigrato? Quando diremo stop? Non ne possiamo far entrare più. Poi volevo fare un'altra considerazione. Se lei va a Tunisi e prende la nave che fa Tunisi-Palermo, paga 30 euro il posto in ponte, e lo può fare qualsiasi cittadino tunisino. Alle volte non chiedono nemmeno addirittura la carta d'identità. Questi immigrati pagano 3.000, 4.000, 5.000 euro perché c'è un sistema criminale che sostanzialmente li fa arrivare a Lampedusa, gli dà assistenza, gli dà un collocamento, perché se prendono regolarmente la nave e arrivano a Palermo, per esempio, e sbarcano, nessuno praticamente li considera. Quindi il fatto di poter venire in Europa è possibile liberamente, ma loro sfruttano un sistema criminale, soprattutto questo sistema è stato appoggiato dalla sinistra, che ha sempre detto accogliamo, accogliamo, dobbiamo essere buoni, chiunque è contro l'accoglienza è un fascista, omofobo e razzista. E oggi ci ritroviamo in questa situazione. Io le dico, le porto una testimonianza dal Friuli: Udine è praticamente invasa dai minorenni, Trieste in stazione dormono 300-400 persone buttate per terra, lo stesso a Pordenone e anche nei piccoli paesini. Per cui la situazione è ben chiara. Questo è un sistema criminale ben oliato, in cui sostanzialmente si è deciso che qui devono arrivare in Italia tantissime persone che non scappano dalla guerra, per far sì che l'Italia diventi un ghetto, un parcheggio per eventuali lavoratori che domani potranno andare a lavorare a 1, 2 euro, 50 centesimi. Grazie. Allora abbiamo sentito Riccardo, allora andiamo a Trieste e sentiamo il Vescovo, lettera ai migranti. Andiamo a sentire.
Il vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, oggi ha presentato la prima lettera pastorale del proprio episcopato. Guardate a lui e sarete raggianti. Dialogando con i giornalisti, il vescovo ha sottolineato come il testo, articolato in una serie di capitoli, sia da considerare una sorta di appunti di viaggio per il suo stesso percorso a Trieste, un metodo seguito anche per le prime nomine all'interno della diocesi. La lettera pastorale dunque potrebbe rappresentare una sorta di manifesto programmatico, pur non avendone le caratteristiche. Incontrare il Signore nella parola, ritrovare forza nell'Eucarestia, sinodalità e corresponsabilità sono alcuni dei temi. Quelli che Monsignor Trevisi ha voluto evidenziare riguardano la settimana sociale dei cattolici in Italia, in programma a Trieste dal 3 al 7 luglio prossimi, che coinvolgerà anche le piazze triestine. Esercizi di fraternità in uno stile sinodale, un capitolo che contiene fra l'altro una serie di riflessioni su adolescenti e giovani, sul volontariato, sulle famiglie, anche quelle ferite, ha detto il Vescovo, gli anziani e la solitudine, le esequie e, argomento sul quale si è soffermata l'attenzione dei giornalisti, sulla rotta balcanica. Una riflessione che lascia intravedere per la Chiesa triestina un corso nuovo, che tenga conto di un dato fondamentale, secondo Monsignor Trevisi. Il problema è drammatico e non consente alla diocesi di incrementare strutture di accoglienza che ormai richiedono competenze anche manageriali. Come Chiesa abbiamo la necessità, oltre certo a provare a fare sempre di più e sempre meglio, ma che non vuol dire però moltiplicare ulteriormente strutture, perché non ne siamo capaci, non è il nostro mestiere. Quello certo di richiamare alcune questioni. Io penso che è la dignità delle persone che scappano, a volte con i segni delle torture, così è quello che succede per i migranti che vengono sulla rotta balcanica a Trieste, però è anche la dignità del nostro paese, che è in grado di far fronte, lo è sempre stato nella sua storia e anche adesso, di inventare modalità per prendersi cura di tante persone così fragili. Allora, onorevole Barato, come commenta e come ci saluta? Beh, io credo che quello che ci siamo detti ormai più volte credo che vada nel verso sostanzialmente assolutamente importante quando noi parliamo, ripeto, a livello europeo di questo problema. Non c'è niente da fare, altrimenti se ognuno si passa la palla facendola scappare, credo che non andremo, ripeto, da nessuna parte. Diceva bene Tullio Guadagnini prima. Giacomini, chiedo scusa, Giacomini. L'ha conosciuto Guadagnini comunque, Tullio. Sì. Prego. Scusami. Quando diceva, prima dell'intervento del Vescovo, quando diceva che bisogna davvero essere concreti su questa situazione, diceva bene anche lui la questione della Cina in Africa, come l'ho detto anche io prima, quello non è sicuramente un esempio da seguire, ma noi come Europa dovremo davvero capire che l'Africa è un'opportunità vera per loro ma anche per noi. Per cui credo che questo bisogna assolutamente fare, ma in maniera davvero, anche se dovevamo iniziare forse 20 anni fa, 30 anni fa, ma credo non sia mai tardi per iniziare, altrimenti fra qualche anno ai giovani, invece di dare una prospettiva seria e un paese davvero dove si possa investire, daremo un problema ancora più grosso e un paese dove bisogna fuggire piuttosto che investire. Questo io credo, in poche parole, sia davvero importante fare. Io ti ringrazio, Mirella, davvero dell'invito. Quando mi inviti sarò sempre presente. Faccio davvero i complimenti per quello che ha fatto e per quello che sta facendo a Tullio, perché credo sia un esempio da seguire sia da parte di tutti i cittadini, ma soprattutto da parte della politica. Abbiamo l'ultima telefonata, Barato, se non mi cade la linea. Vai Francesco da Padova. Allora, stai attenta Francesco, stai attenta Mirella. Aspetta che finisce a parlare, sto qua. Prego. Ecco. Allora, stai attenta Mirella, questo qua è la solita discussione sui immigrati che dura da 30-40 anni, no?
ecco, la dura da 30-40 anni. Non ascoltare la televisione, parla solo al telefono e basta. Sbasso. È dura da 30-40 anni ed è da 30-40 anni che abbiamo i soliti pagliacci, i politici, che continuano a dire l'Europa. Siamo l'unico paese, non so se ti sia scappato, che continua a dire l'Europa. La Spagna non ho mai sentito dire Europa, mai. La Francia, mai. La Germania, mai. L'Ungheria, mai. L'Italia è l'unica che continua in 30-40 anni, ma in Europa. Ma si torna buona fallite proprio. Questo è proprio buona fallite. Se bisogna fare una politica, bisogna fare la politica per l'immigrazione. Bisogna farla. Dobbiamo arrangiarsi, basta piangere. Allora quando ti vieni e delle navi militari si imbarca e si riporta in Rio. Basta, finito. Beh, tutto qua. Grazie a Francesco da Padova, avete chiamato dappertutto anche questa mattina. Il problema è forse anche la comunicazione dovrebbe essere corretta, che in moltissimi paesi loro non possono prendere né navi né aereo perché non possono lasciare il paese, perciò devono solo fuggire. Non è che possono prendere l'aereo o prendere qualsiasi mezzo per spostarsi, perché non possono lasciare il loro paese e devono solo essere così, avventurarsi in questo tragitto terribile che è il Mediterraneo. Questa è la verità e bisogna anche dirla, perché sennò viene una comunicazione scorretta, sembra che questi possano prendere l'aereo e arrivare dove vogliono in Europa. Un'altra cosa importante è capire cosa faremo fare in questi 18 mesi che loro rimarranno fermi qui in attesa che arrivino i documenti, i permessi di soggiorno, perché vorrei capire in 18 mesi cosa gli facciamo. Vogliamo farli lavorare? Vogliamo cercare di capire dove possiamo impiegarli o dobbiamo solo pagare e non fare niente? Io spero che la politica dia veramente delle risposte importanti. Ci sono gli industriali, gli artigiani, gli imprenditori che non sanno più da che parsi e aggrapparsi perché non c'è più personale. Vedete voi, faremo la fine degli Incas, perché se continuiamo a chiuderci invece che di aprirci non so come andremo a finire. Grazie all'onorevole Raffaele Baratto, coordinatore regionale Coraggio Italia. Prego onorevole. Grazie e saluto il tuo ospite e grazie ancora dell'invito. Grazie all'onorevole Raffaele Baratto, grazie a Tullio Giacomini, presidente cooperativa sociale Quadrifoglio, che anche questa mattina messaggi positivi importanti. Pubblicità. L'accoglienza diffusa è più sicura dell'accoglienza in centri collettivi e risponde meglio alle esigenze dei migranti e alla questione sicurezza. È il pensiero del sindaco di Vigonovo Luca Martello, che rileva però anche le profonde differenze che distinguono un comune dall'altro, rendendo difficile il raggiungimento di un criterio uguale per tutti di assegnazione migranti. I comuni vivono già situazioni difficili, non semplici da gestire, e spesso sono anche piccole strutture che non hanno strumenti o spazi per potersi rendere utili per questo tipo di esigenze. Ogni comune è un mondo a sé, conclude il sindaco di Vigonovo, e più in generale si tratta spesso di enti minori che non hanno strumenti per potersi rendere utili verso un problema di questa portata. È lodevole l'indicazione proprio anche dei prefetti, compreso il nostro, di trovare spazi, dare spazi e mettere a disposizione tutto ciò che si può mettere a disposizione per queste finalità. Al tempo stesso ogni comune è un mondo a sé in qualche modo e di conseguenza è difficile trovare un criterio che possa essere il medesimo per tutti. E vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Sabrina Dorio, assessore sociale comune di Vigonovo. Abbiamo appena sentito il sindaco. Buongiorno assessore. Abbiamo collegato anche Marco Sartorello da Treviso, attore. Ecco, vediamo anche l'altra faccia della medaglia. Come vedi, un attore, ecco, questa Italia, ecco, con questi problemi che abbiamo, ma soprattutto abbiamo visto prima l'importanza dell'arte, della cultura. Ecco, il nostro territorio veramente un territorio che respira cultura e
e arte, fortunatamente, forse non lo sappiamo ed è meglio ricordarlo. Allora partirei proprio con l'assessore Sabrina Dorio in merito a quello che abbiamo sentito dal sindaco Martello. Siamo un comune piccolo e rispondere a tutte le esigenze non ce la facciamo proprio. Prego assessore, com'è la situazione? Beh, il nostro è un comune oggettivamente di piccole dimensioni e quindi le dimensioni fanno la differenza, soprattutto quando si tratta di avere nel territorio anche strutture che possono accogliere persone in ambienti che non sono ordinarie abitazioni. Per dire, noi adesso abbiamo una nuova area urbanizzata che sicuramente verrà messa in vendita, quindi non sono strutture disponibili per fare accoglienza, come dire, di comunità, che è quella richiesta ai sindaci per l'accoglienza anche di gruppi ristretti, però di popolazione immigrata da gestire e da distribuire nel territorio. Nel nostro caso, come diceva nell'introduzione adesso il mio sindaco Luca Martello, non è possibile standardizzare la modalità di assegnazione ai singoli comuni di un numero X per abitanti, no? Come potrebbe essere stato fatto anche in passato, senza considerare il dove vengono mandati, quali strutture di accoglienza ci possono essere, quale anche servizio sociale il comune può mettere a disposizione. Abbiamo comuni che dedicano 1, 2, 3 persone, lavoratori, esclusivamente per gestire tutta quanta la parte burocratica ma anche organizzativa materiale nell'accoglienza dei migranti. Quindi pensare di attribuire con un criterio generalizzato le persone del territorio senza pensare se la struttura comunale è in grado di gestirlo, se il territorio è in grado di accoglierlo, se la disponibilità anche nell'accoglienza nel mondo del lavoro è idonea, perché ci sono comuni che possono avere una maggiore risposta anche in termini lavorativi per nuove persone che vanno a vivere nel territorio, piuttosto che altri dove c'è meno zona industrializzata, meno una zona artigianale o industriale ridotta e quindi meno accoglienza. La Riviera del Brenta, leggevo giusto ieri, c'è una fase importante di ripresa ad esempio del calzaturiero che richiede comunque competenze specifiche. Le persone possono avere buona volontà ed imparare, perché così è sempre stato nel mondo del lavoro, non si nasce con le competenze, si acquisiscono. È chiaro che è molto probabile che siano ambiti dove si cercano persone che vogliono imparare un mestiere, quello che è appunto nell'ambito del calzaturiero, ma che poi anche restano e quindi non persone di transito. Un altro aspetto che non viene considerato è se i migranti che accogliamo sono in transito o vogliono rimanere nel nostro territorio per far parte della comunità. Quindi quando si ospitano le persone va fatto anche un discrimine rispetto alle prospettive future. Capire che flusso, il flusso, e dove ma se vuole un flusso parare quel o anche flusso se vogliono là. rimanere. Allora, se vogliono rimanere si può lavorare con progetti concreti sul dove abitare, dove lavorare. Allora sentiamo anche Marco Sartorello, attore, ecco, da un altro osservatorio come vede la questione, ecco, questa creatività che fortunatamente abbiamo nel DNA, questa formazione che purtroppo manca, anche la scuola, abbiamo sentito le interviste ai ragazzi, vorremmo una scuola diversa, una scuola che ci intrigasse di più, un dopo scuola che potrebbe essere proprio anche il teatro. Molte scuole fortunatamente hanno capito l'importanza anche del teatro, dell'arte a scuola, ma io non devo essere fortunata, Sartorello, ad avere quella direttrice scolastica o quell'insegnante, io devo avere quello che mi spetta di diritto e penso che anche l'arte e la cultura possono fare molto per fare prevenzione e farci arrivare dritti all'obiettivo. Prego Sartorello. Buongiorno Mirella, buongiorno al tuo pubblico, buongiorno Assessore, è sempre bello rivederti. Come dici tu, come si è detto un po' oggi, vi ho seguito nell'ultima parte della discussione del tema. Il tema è importante. Diciamo il nostro mondo artistico di solito è abituato a temi come questo, non dare delle risposte ma semplicemente essere utile per porre delle domande.
e poi lasciare che le risposte le dia il singolo nella casa propria, ma chiaramente ai vertici, e quindi anche possiamo anche capire che dal punto di vista di territoriale, locale, chiaramente certe decisioni possono essere comunque limitate per risolvere un problema molto più ampio, e quindi chiaramente certe tematiche si possono risolvere solo ai vertici romani, ma ancora di più. Per quanto riguarda l'ambito teatrale e quello che l'ambito teatrale, l'educazione teatrale, cioè il teatro come educazione, come forma di cultura e educazione, questo secondo me è un tema che ancora in Italia potrebbe essere sviluppato, potrebbe essere portato ai tavoli statali, regionali, e in questo la Regione Veneto so che si sta dando da fare con dei progetti che offrono agli istituti scolastici dei formatori preparati per poter entrare in contatto con il mondo dei ragazzi delle scuole superiori, che è diciamo un'età delle diciamo più delicate per quanto riguarda il cambio, la crescita e anche in qualche modo la formazione dell'individuo come forma di pensiero, quindi so che in qualche modo ci sono delle direzioni in questo senso, però chiaramente i sostegni principali devono arrivare anche dal Ministero dei Beni Culturali, da Roma, cioè dobbiamo avere una linea di intervento che fortifichi la presenza del teatro nelle scuole, perché è proprio nelle scuole che, si diceva prima, si forma per quanto ci riguarda l'individuo, e nel momento in cui c'è l'incontro con una forma d'arte dove, come si diceva prima, non dà risposte ma pone delle domande, credo che sia una delle forme d'arte che più possa essere attualizzata in questo senso, perché per quanto un quadro del Bernini, un quadro sia assolutamente bello da vedere, ma allo stesso tempo anche un po' distante dalla nostra epoca. Ecco, il teatro è quella forma d'arte che potrà essere sempre contemporanea, perché riguarda tutti noi, oggi, in questo istante. Allora, visto che abbiamo parlato molto di formazione questa mattina, andiamo a vedere proprio questo video che ci ha mandato Sartorello, video formazione, andiamo a vedere. Wow. Allora, Assessore Dorio, formazione, molti si lamentano dei servizi sociali. Non sto parlando del suo, naturalmente parlo in generale, nel senso che non sempre all'interno di questi uffici ci sono persone competenti che sanno dare anche delle risposte non immediate, magari anche semplicemente un ascolto corretto a queste persone che bussano. Il sociale è una sezione molto delicata, molto fragile, e bisogna anche saperla gestire. Ecco, forse anche la formazione va fatta prima di far sedere su certe poltrone certe persone, perché glielo dico anch'io personalmente, cioè tu non puoi parlare di un problema serio, avere di fronte una persona che si fa i ricci, tanto è vero che gli ho detto se deve andare dal parrucchiere, faceva prima a dirmelo in maniera che non c'era problema, e sono uscita, perché capisci che non ti sta ascoltando. Invece in questi uffici l'ascolto è fondamentale, importante, non è che sempre vogliono assolutamente soldi, chissà cosa, delle volte anche l'ascolto basta, perché manca il medico di famiglia, non ce l'hanno più, mancano i soldi, mancano tante cose, perciò è un punto di riferimento il sociale. Per fortuna ci sono ancora le farmacie, perché adesso il farmacista è diventato un punto di riferimento, visto che anche i preti sono sempre meno. Cosa mi dice, Assessore, lei che tocca con mano queste sensibilità? Beh, devo dire che parlando sempre in termini generali, poi posso dire della mia esperienza che è molto positiva, e sono molto contenta dell'esperienza che sto facendo. In generale, comunque nei servizi sociali ci sono due tipi di professioni, può essere amministrativa oppure personale laureato, perché le assistenti sociali sono tutte laureate. Quello che fa sempre la differenza in tutte le professioni, e lo troviamo negli ospedali, nei servizi sociali, in tutti gli sportelli, è la capacità delle persone di essere come dire, disponibili all'ascolto, interessate a quello che la persona deve dire. E quindi c'è un aspetto che è sì caratteriale, personale, c'è un aspetto che è formativo,
che indubbiamente può essere migliorato attraverso la formazione che gli enti devono fare, perché la parte comunicazione e relazione è la parte più importante quando si lavora con le persone a tutti i livelli, quindi che sia uno sportello dell'INPS, uno sportello dei servizi sociali, quando si parla con le persone è sempre importante l'aspetto comunicativo. E poi c'è chiaramente un aspetto anche di attitudine personale. Su questo influisce molto poi anche il carico di lavoro. Noi abbiamo servizi che sono talmente oberati che fanno fatica ad assolvere a tutte le loro attività, e a volte questo ha degli effetti anche negativi sull'esito della qualità del proprio lavoro. Non a caso per le figure in particolare del sociale come nella sanità si parla di burnout, che è questo proprio crollo nel lavoro, che porta a una grande debilitazione anche psicologica del personale. Quindi al netto delle situazioni dove c'è grande difficoltà, quindi un grande carico di lavoro, un poco aiuto anche dall'alto, perché a volte anche la politica si mette, soprattutto gli enti come i comuni, dove il personale subisce molto le richieste del politico, perché magari all'ultimo minuto, magari c'è da fare questo, cioè 1000 domande da parte dell'utenza e anche dall'alto, e questo mette anche in difficoltà le persone. Quindi al netto di tutte le difficoltà che ci possono essere, poi come in tutti i lavori c'è qualcuno che magari ha fatto anche la scelta sbagliata, ma questo capita in tutti gli ambiti. Io personalmente sono molto fortunata perché siamo piccoli, siamo molto piccoli, questo vuol dire lavorare molto, anche per gli assessori, perché non abbiamo una struttura dove c'è il dirigente con un grande apparato che fa tutto, quindi noi se c'è da volantinare gli assessori volantinano, smontano palchi, organizzano, portano via i rifiuti, cioè da noi siamo a disposizione, insomma, al servizio della comunità a 360 gradi. Ma possiamo fare affidamento su professionisti di grande qualità e grande competenza, e anche devo dire, perché io ho osservato, ho imparato, io non avevo mai fatto politica, ho iniziato nel 2021 e quindi ho dedicato molto tempo a conoscere l'attività del servizio e sono, ripeto, molto contenta perché c'è l'aspetto proprio umano di ascolto professionale, di attenzione, che è elevato, e questo garantisce una miglior qualità anche per tutta quanta l'utenza. Poi risposte per tutti purtroppo è impossibile perché sono tante. Veniamo anche da un periodo molto difficile, quindi nel post-Covid alcune cose sono cambiate, così come anche dei contributi economici che c'erano, che sono andati a sparire. E però la domanda è rimasta, perché ci sono sempre molte persone che hanno difficoltà economiche, che hanno difficoltà anche nella gestione familiare, e quindi la domanda resta comunque alta. Ecco, avete sentito quando io vi racconto, avendo un banco solidale, che vedo arrivare queste famiglie che una volta era impensabile pensare che sarebbero arrivati a questi banchi alimentari, per fortuna che ce ne sono, ed è la fortuna anche del nostro territorio, questa volontariato che sta cercando di mettere le pezze dove la politica non arriva per vari motivi, ma soprattutto grazie anche a queste esperienze, anche a scuola, ecco, questo insegnamento, ecco, il teatro, che vuol dire regole, ascolto, formazione. Prego Sartorello. Noi abbiamo bisogno di bellezza, abbiamo bisogno di ciò che è bello, di ciò che piace, e abbiamo bisogno un po' di liberarci, ed è questa la dimensione che trovo da quelle persone che vengono in qualche modo anche da noi. Noi proprio tra l'altro oggi e domani diamo inizio al percorso formativo presso il Cinema Teatro Aurora a Treviso, e entriamo solitamente in contatto con una serie di persone che hanno necessità di non pensare a troppe cose esterne, ma pensare di più a se stessi e pensare in qualche modo a liberarsi di quello che è una sorta di peso che ci limita nel movimento, ci limita nel pensiero, e sostanzialmente possiamo ricondurlo a quello che è il giudizio, il giusto, lo sbagliato. Ecco, creare un ambiente dove tutto ciò possa essere lasciato fuori, si possa creare un ambiente in cui ci si sente liberi di poter essere se stessi, ci si dà il permesso di essere se stessi, e mano a mano che si fa questo tipo di percorso si prova
a farlo anche fuori e sembra che funzioni, quindi in qualche modo quello che in qualche modo si sta cercando di fare è in qualche modo cercare se stessi attraverso degli strumenti che in qualche modo servono per controllare l'attore, no? Quindi il modo di porsi, l'altro, l'importanza che si dà all'altro, sono tutti degli strumenti che in qualche modo possono essere assolutamente applicati per in qualche modo noi diciamo vivere meglio, no? E quindi è questa la nostra mission. Senti Sartorello, ma come sono questi giovani? Perché noi abbiamo visto e vediamo tutti i giorni esempi negativi, sembra che le baby gang imperversino in questo territorio, non è così, se li prendiamo sono pochi rispetto a quelli che si comportano bene, abbiamo visto anche con Tullio Giacomini questa orchestra formata da giovani. Ecco, dal tuo osservatorio come li vedi? Io devo dire anche una cosa, che io ho una fortuna, nel senso che come si dice, io tratto di un'arte che di per sé avvicina persone con una certa sensibilità e anche avvicina famiglie che hanno dei figli che magari hanno una certa sensibilità o la famiglia stessa ha una certa sensibilità. Io tutte le persone, e quest'estate e quest'anno scolastico passato ne abbiamo viste più di 180, sono tutti ragazzi strepitosi che vogliono mettersi in gioco e vogliono ottenere un obiettivo, che è quello che in qualche modo cerchiamo tutti oggi, però che lo abbiano fatto loro con una volontà. Abbiamo fatto molti progetti che vanno dalla realizzazione di un film vero e proprio alla realizzazione del classico saggio di fine anno, anche al volontariato, al supporto ad attività che noi come Teatro Che Pazzia, forse dopo vedremo un video, abbiamo realizzato durante l'estate, cioè questi giovani ragazzi dai 12, 13 fino ai 18, 21 anni che in qualche modo la sera in un'estate non sapevano che fare, loro prendono e vengono da noi ad aiutarci a strappare il biglietto, a stare in compagnia, ad aiutarci in qualche modo a passare una serata magari lontana. Allora vediamo proprio il video organizzazione eventi e poi lo commentiamo anche con l'assessore Sabrina Dorio. Assessore Dorio, io penso che questi ragazzi, poi sentiremo anche il commento di Marco Sartorello che è un attore, che questi ragazzi vogliono diventare protagonisti, lo dicevo adesso mentre guardavamo questo video, vogliono essere intrigati, vogliono essere responsabilizzati, ma perché facciamo così fatica a capirlo? Eppure lo dimostrano in varie forme, chi anche con l'aggressività, invece di tirare fuori l'energia positiva, tirano fuori l'energia negativa. D'altra parte cosa possono fare? Non tutti hanno la fortuna di vivere su centri dove vengono date delle risposte concrete come sta facendo anche Marco Sartorello. Prego Assessore. Beh, intanto complimenti perché ho visto una bella rassegna di spettacoli che fanno veramente bene al cuore, anche oltre che agli occhi. Per chi assiste al teatro sappiamo benissimo quanto bello è, quanto fa sognare, quanto fa divertire e passare il tempo in modo veramente piacevole, perché veramente ci porta in un'altra dimensione. Per chi lo fa è una forma d'arte che è anche liberatoria. Noi abbiamo un bellissimo gruppo teatrale della terza età a Vigonovo, con una regista straordinaria, Milena Magnabosco, che è anche una nostra pittrice vigonovese molto brava, e abbiamo fatto proprio dato lo spazio, organizzato, dato una mano per fare un paio di serate
con una commedia molto simpatica e brillante, quindi sono attori nati nel territorio, che anche nella terza età, non solo per i giovani, perché proprio dicevo è una forma d'arte che aiuta anche a liberare, oltre che a far bene per quanto riguarda l'aspetto cognitivo, per tutta la parte anche del mantenimento di tutte le capacità che fanno bene per gli anziani. Per i giovani è una cosa spettacolare portare il teatro nelle scuole, o meglio dopo la scuola, perché durante l'attività didattica magari è più complicato. Tra le attività che noi come comune mettiamo in campo ce ne sono molte ricreative che portano anche proprio alla forma di espressiva, che può essere espressiva corporea ma anche di altre arti, perché sviluppiamo laboratori che portano a coinvolgere i ragazzi in attività che mettono a frutto, che valorizzano le loro capacità, non le competenze che devono acquisire perché non le hanno, perché sono giovani e quindi devono imparare tante cose, ma le loro potenzialità, e quindi ognuno trova anche la sua forma, la sua strada, in quale arte, che può essere quella pittorica, quella teatrale ed altre. Quella del teatro è una cosa che a me interessa tantissimo. E credo che moltissimi ragazzi su questa strada come su altre, se noi mettiamo a disposizione degli strumenti, loro li prendono, non aspettano altro, no? Come diceva lei, sono più bravi i ragazzi che meno bravi. Il problema è che se li lasciamo fermi col telefonino in mano a scrollare, no? A girare ore e ore, restano in un tunnel che li ipnotizza e perdono energie, perdono capacità anche di elaborazione e di creatività. Niente di peggio di quest'epoca. Io dico sempre, il cellulare dà la possibilità con internet di avere le più ampie conoscenze che mai abbiamo avuto noi, perché quando andavamo a scuola noi o eri benestante, avevi una bella biblioteca, una bella enciclopedia, oppure eri limitato nella tua cultura e crescita e competenza, no? Nelle conoscenze. Oggi abbiamo messo al pari chiunque, anche il più povero, ha la possibilità di fare una ricerca internet su qualsiasi argomento, anche di astronomia. Se è interessato lo può Se una persona trovare, interessata certo. può studiare, ma anche crea dipendenza se usato nel modo sbagliato, perché stai sempre lì a girare, a guardare la vita e a guardare la vita degli altri. D'altra parte, no? Però le offerte sono sempre scarse. E noi come comune abbiamo questa responsabilità certo. di creare occasioni per i giovani perché stiano fuori di casa volentieri, senza il telefono in mano. E magari farli diventare anche volontari, visto che mancano tanti giovani sul mondo del volontariato. Andiamo a vedere proprio volontari a Vigonovo. Una prima rimpatriata tra tutti i circa 400 volontari che operano nel comune di Vigonovo, all'interno di una trentina di associazioni del settore educativo, del tempo libero, dell'intrattenimento, dello sport e dei servizi alla persona. La cena si è tenuta presso lo stand gastronomico parrocchiale nell'ambito del sagrone in svolgimento in questi giorni, come riconoscimento per la preziosa opera di servizio prestata alla comunità. Per noi è stata un'occasione nuova, sicuramente da ripetere, straordinaria, e che ci ricorda quanto fortunati siamo poter contare proprio sul mondo del volontariato e i volontari, che sia nel settore culturale, sportivo, in tutti i settori, anche del commercio qui da noi a Vigonovo, danno il loro contributo e ci aiutano a rendere Vigonovo più accogliente, più vivace e più viva. Parte delle offerte raccolte saranno devolute al restauro del tetto della chiesa parrocchiale. I volontari sono il cuore pulsante della comunità cristiana. Senza il volontariato noi non potremo esistere semplicemente. Sono la cosa più importante che abbiamo e il modo più autentico di vivere il Vangelo. Un momento di silenzio è stato dedicato a Tarquinio Galenda, di 69 anni, il volontario molto conosciuto a Vigonovo e mancato dopo malattia. Allora, Sartorello, perché si fa così fatica ad avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato? Li trovo abbastanza quando riguarda l'ambiente, gli animali, forse perché si fidano di più. Anche il volontariato ha dei gap, ha dei punti di domanda che tutti quanti abbiamo cercato di non far capire. Siamo molto divisi, tante associazioni, ma poi troviamo l'anziano morto in casa perché non conosciamo il nome e il cognome, la privacy, uno contro l'altro. Lei cosa dice? Ecco, questo intrigare di più i ragazzi anche col teatro, con la musica, col volontariato, chi ne ha più ne metta. Se non riusciamo anche a salvare il salvabile, che sono quei pochi che sono rimasti ormai, cosa faremo un domani? Prego Sartorello.
Mirella, io ancora una volta mi sento fortunato perché ho avuto e ho a che fare con un nutrito gruppo di volontari che in qualche modo sono volontari, sono presenti, ma sono assolutamente motivati da come dire, un obiettivo, che è quello in qualche modo di trovare quello che si diceva prima, no? Un ambiente dove poter crescere e sviluppare le proprie passioni. Io mi ritengo sempre fortunato perché la famiglia Teatro Che Pazzia in primis ha all'interno persone di varie età, ma anche moltissimi ragazzi giovani che ci credono e mettono tutto loro stessi. Noi abbiamo realizzato sostanzialmente per capire quanto l'importanza anche del volontario assume una dimensione assolutamente fondamentale in ciò che abbiamo fatto anche nel video che abbiamo visto. Noi abbiamo realizzato 65 manifestazioni, certo con un rapporto d'intesa assolutamente fondamentale con gli enti del territorio, che ancora sono felice che ci sia l'assessore, perché a loro va dato tutto, cioè va data come dire, l'importanza di poter creare coesione territoriale parte proprio da loro, e diciamo che la nostra manifestazione, che ha contato 65 manifestazioni da giugno a settembre e ha coeso il comune di Treviso, Quinto di Treviso, Villorba, Jesolo, Cairano di San Marco, il comune di Montebelluna e Breda di Piave, cioè abbiamo creato sostanzialmente un cartellone che riunisse gli sforzi di un territorio medio-grande, che in qualche modo potesse comprendere addirittura 2 province, dialogare con la regione, e in qualche modo in tutto ciò abbiamo messo all'opera Sartorello, che la sa solo che lei questa storia. Come mai non esce questa storia? Perché io la sento da lei, però non è arrivato niente, non si sa niente. Allora lei capisce che se si fa tanto, anzi si capisce, tiriamo del tu, perché cioè se si fa tanto ma nessuno lo sa, è come tu non facessi niente. Cioè bisogna anche capire che la comunicazione è fondamentale a dare visibilità a quello che fai. O sbaglio, assessore? Perché se no siamo sempre là, ho fatto, ma chi sapeva? È come quell'anziana che ha chiamato e ha detto al suo sindaco che avevo ospite: sindaco, lei sta raccontando tante cose bellissime che fa, io non so niente, sono a 2 passi da lei, forse se lei ci invita e ci aiuta a capire cosa fa, forse andremo meglio tutti, perché delle volte si è fuori di casa e non si sa quello che dico a Sartorello, perché io è la prima volta che lo sento. Guardi, prego, assessore. La comunicazione su questo sfonda una porta aperta, anche perché molto si fa, poco si informa o si informa nel modo sbagliato. Un conto sono i canali dei social, che sono poco alla portata anche delle persone sopra una certa fascia di età, per quanto tecnologiche siano, però non è che stanno a guardare Facebook, Instagram, internet per avere le notizie. Quindi è qua importante anche la comunicazione che viene mandata a casa attraverso il comune, attraverso la parrocchia. Noi facciamo delle uscite annuali con un giornalino dove informiamo su tutti gli eventi che organizziamo per la famiglia, per gli adolescenti, per gli anziani, come per tutti, l'attività che facciamo, che può riguardare i rifiuti piuttosto che nuove, tutte le novità che ci sono nel comune, quindi cerchiamo di informare su quello che stiamo facendo, su quello che abbiamo fatto, in modo che... Mi scusi, assessore, ma non è la frase magica che questo si fa per fare comunità, coinvolgere la comunità? Allora, sì, ha ragione, però per qualcuno c'è sempre qualcuno a cui non piace che tu dai l'informazione, allora dice che fai propaganda. Allora è chiaro che chi sta amministrando un ente fa le cose, ha il dovere, può esercitarlo come diritto di notizia per dire sono stato bravo, ho fatto una cosa, ma ancora di più vale il dovere di informare le persone. Perché? Perché ci sono dei servizi e delle opportunità che le persone perdono perché non le conoscono. Quindi noi abbiamo tantissime attività su cui mettiamo a conoscenza il più possibile, ma su questo io, ad esempio, dopo ognuno ha le sue strategie. Comuni piccoli ti consentono di fare cose che grandi comuni, città metropolitane non possono. Noi siamo nelle condizioni, attraverso la rete parrocchiale, io ho organizzato una sorta di consulta degli anziani chiedendo ai parroci, nelle attività, alla ginnastica, delle disponibilità, ci siamo trovati, ho chiesto agli anziani
Cosa secondo voi può piacere per il tempo libero? Cosa secondo voi può servire? Quindi, a parte la ginnastica, organizziamo il corso di burraco, organizziamo un corso di acquerello per anziani, ripartiamo col filò della poesia. Ferma, Assessore. Coinvolgiamo. E come rispondono questi? No, perché sembra che nessuno abbia voglia di far niente. Invece, quando voi vi avvicinate facendo queste proposte concrete, coinvolgendole, qual è la risposta del diversamente giovane, come li chiamo io? Il diversamente giovane da una parte brillano gli occhi per le cose che si possono fare, dall'altra ti mette di fronte a un problema che è il trasporto. Cioè, a me piacerebbe, però bisogna trovare anche una soluzione, perché non tutti riescono, possono. Allora, ferma, Assessore, ha sentito che il Ministro dei Trasporti dà i taxi gratis ai ragazzi che bevono nelle discoteche e possono tornare a casa tranquilli, e mi ha chiamato proprio non solo un anziano, diversi, qua vorrei sentire anche il Sartorello, ha detto: ma come? Paghiamo il taxi ai ragazzi che bevono per portarli a casa, e io che sono qua a casa solo, non ho l'ascensore, non riesco a uscire di casa neanche per farmi la visita, ma che se lo paghino i ragazzi quando entrano nelle discoteche. Cosa dice, Assessore? Secondo lei un messaggio devastante? Devastante da un punto di vista educativo, a parte l'aspetto economico, che è assolutamente, secondo me, fuori luogo, perché di fronte alle problematiche che vive il nostro paese, spendere anche €1 per dire bevi pure, ti porto a casa io, è una cosa drink che costano €10, ma comunque sia, uno, se i genitori sono così felici che i loro figli escano ubriachi, che se li vadano a prendere o che gli paghino loro il taxi. Da un punto di vista educativo, io come assessore, come madre, dico che è assolutamente sbagliato, perché ai ragazzi va spiegato, uno, che si può anche bere ma con moderazione, due, come succede in tantissimi paesi nel mondo, quando si va a divertire c'è sempre una persona che guida che non beve. È una regola che è fondamentale. Chi deve guidare non deve mai bere neanche un goccio. Allora, siamo proprio in chiusura. Sartorello, cosa dice di questo che abbiamo sentito? Ma è una proposta concreta che abbiamo sentito fatta dal Ministro delle Strutture. Lei come la vede? Una proposta che, da quello che so, è stata anche spedita per un breve periodo, ma avendo parlato anche con delle persone che si occupano di questo tipo di lavoro, in primis da parte loro sembra un'assurdità. Per quanto mi riguarda, se lo mettessimo anche a tutte le persone con scarsa mobilità, che vogliono accedere magari agli spettacoli, vogliono vedere dell'arte, vogliono vedere il bello, andiamoli a prendere a casa tutti quanti e portiamoli allora a vedere questa cosa qui a questo punto. Se ci sono fondi per questa tipologia di divertimento dubbio, allora facciamo anche tutto il resto del servizio utile di trasporto che oggettivamente manca per tutte quelle persone che hanno scarsa possibilità di muoversi, non hanno una macchina. No, ma io penso, Sartorello, che la proposta può anche essere buona, ma te la paghi? Cioè, vuoi fare questo, te lo paghi, nell'entrata della discoteca c'è anche questa possibilità, perché sennò non ne andiamo fuori, perché c'è il mondo delle fragilità che veramente è in forte crisi e non riceve aiuti. O sbaglio, Assessore? Un minuto, perché stiamo chiudendo. Un minuto per dire che noi siamo costretti, facciamo più di 500 trasporti all'anno come servizio sociale per portarli a fare la spesa, a fare le visite mediche, eccetera, quindi noi siamo sul pezzo come piccolo comune con una grandissima attività per i nostri anziani in particolare, per le persone sole che non hanno figli o altri che li possono accompagnare. Pensare di usare risorse per questa finalità mi spaventa, perché vuol dire legittimare l'abuso di alcol, e noi ragazzi invece dobbiamo insegnare che non devono abusare dell'alcol, che ci si può divertire anche da sobri prima di tutto, e che se si beve ci deve essere una moderazione come in tutte le cose. Quindi se ci sono soldi spendiamoli per i giovani, per anziani. Noi abbiamo dedicato tutto il 5 per 1000 per gli adolescenti, quindi svilupperemo iniziative per i nostri ragazzi. Allora ringraziamo Sabrina Dorio, assessore sociale di Vigonovo, ringraziamo Marco Sartorello, attore. Mi raccomando, ascoltate questa poesia dedicata ai figli, ricordando questi diversamente giovani, come li chiamo io, perché è stata la giornata mondiale dell'Alzheimer. Ascoltiamo la poesia di Mirella.
Se un giorno mi vedrai vecchio, se mi sporco quando mangio e non riesco a vestirmi, abbi pazienza. Ricorda il tempo che ho trascorso ad insegnartelo. Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose, non mi interrompere, ascoltami. Quando eri piccolo dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia finché non ti addormentavi. Quando non voglio lavarmi, non biasimarmi, non farmi vergognare. Ricordati quando dovevo correrti dietro inventando delle scuse perché non volevi fare il bagno. Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dammi il tempo necessario e non guardarmi con quel sorrisetto ironico. Ho avuto tutta la pazienza per insegnarti l'ABC. Quando ad un certo punto non riesco a ricordare o perdo il filo del discorso, dammi il tempo necessario per ricordare e se non riesco non ti innervosire. La cosa più importante non è quello che dico, ma il mio bisogno di essere con te, di averti lì che mi ascolti. Quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo passo, non trattarmi come fossi un peso. Vieni verso di me con le tue mani forti, nello stesso modo con cui l'ho fatto io con te quando muovevi i tuoi primi passi. Quando dico che vorrei essere morto, non arrabbiarti. Un giorno comprenderai che cosa mi spinge a dirlo. Cerca di capire che alla mia età non si vive, si sopravvive. Un giorno scoprirai che nonostante i miei errori ho sempre voluto il meglio per te, che ho tentato di spianarti la strada. Dammi un po' del tuo tempo, dammi un po' della tua pazienza. Dammi una spalla su cui poggiare la testa allo stesso modo in cui io l'ho fatto per te. Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni con amore e pazienza. In cambio io ti darò un sorriso e l'immenso amore che ho sempre avuto per te. Ti amo, figlio mio.